si parte martedì 11 febbraio 2025 e partiamo con Nicola Talmi, segretario SILC CGIL Treviso. Perché? Perché parleremo di lavoro, parleremo di ragazzi, parleremo di persone, parleremo che chi ha voglia di lavorare deve lavorare, punto. Dove troviamo chi ha voglia di lavorare? Noi siamo senza giovani, ne abbiamo pochissimi. Quei pochi che abbiamo o studiano o fanno altre attività o sono all'estero. Qui è chi abbiamo? Abbiamo delle persone che voi da casa mi chiamate e dite che vivono con reddito di cittadinanza, più di qualcuno di voi mi chiama, non tutti, che sono sul divano, che non hanno voglia di far niente. Io che tocco le realtà, come vi racconto sempre, che ho la fortuna, fortunatamente, di toccare la realtà, di vedere come stanno le cose, le cose non stanno così. Secondo me c'è un business, e ve l'ho detto subito, proprio su questo, sulla povertà, su quelle persone che da sole non riescono a difendersi neanche per trovare un lavoro, neanche per trovare una casa. Allora io mi domando, fino a quanto possiamo continuare così a sentire anche ieri a Jesolo non trovano nessun tipo, né camerieri, né addetti alle pulizie, né la reception. Io parlo con questi ragazzi, parlano 3 lingue. Magari non l'italiano, ma il francese, il tedesco e l'inglese, oppure l'italiano e il francese, oppure l'italiano e l'inglese, o l'italiano e il tedesco, eppure questi li emarginiamo senza di più. Perché? Perché manca un colore del cartellino, come le bandiere, i vari colori. Allora, quando tu ti avvicini a questi ragazzi con dei fisici incredibili, perché il percorso di vita e dove sono nati li hanno fatto diventare forti e belli, li lasciamo in disparte, dicendo che sono tutti delinquenti, che ripeto, non hanno voglia di far niente, invece di farli lavorare. Io sono convinta che se questi ragazzi li vedessimo lavorare, anche quelli nel carcere minorile, forse la popolazione diventerebbe più buona e direbbe magari ma che bravi, ma che bella cosa che hanno fatto. Allora, segretario, mi vuole spiegare davanti alle telecamere cosa sta succedendo nel nostro paese e soprattutto mettere il debole sempre con le spalle al muro perché non riesce a difendere. Io penso di essere una delle poche che racconta come stanno le cose. Sì, certo. Prego, segretario. Ma guardi, è molto semplice perché io lo tocco con mano tanto quanto te, perché appunto lo vedo occupandomi di lavoro. Allora, le persone, dividiamo i 2 campi, chi è in carcere minorile e chi invece è un centro d'accoglienza per richiedenti asilo. La cosa pazzesca, kafkiana in Italia, è che se tu sei un richiedente asilo, tu stai in questi centri di accoglienza che poi sono, voglio dire, dei posti, insomma, sì, di sopravvivenza, ecco, quelli che raccontavano che erano tutti comfort, insomma, forse non li hanno mai visti dentro, e di fatto sono in una condizione in cui non possono lavorare per 2 motivi. Il primo è che se hanno un reddito di qualche tipo perdono automaticamente il diritto all'accoglienza e quindi il reddito dovrebbe essere sufficiente per vivere e uscire di lì. Ma il secondo soprattutto è che sono in attesa di permesso di soggiorno, cioè che venga riconosciuto se sono dei profughi o meno. La gran parte di loro tra l'altro non lo sono perché sono migranti economici e quindi vivono in un limbo burocratico dove hanno magari un permesso temporaneo e quindi potrebbero lavorare per un periodo breve, diciamo così, però non hanno il permesso di soggiorno vero e proprio. E quindi qual è l'imprenditore che si prende uno di questi magari sapendo che dopo 6 mesi il tribunale gli dice che questi non hanno il diritto d'asilo e quindi perde il permesso di lavorare e quindi perde il permesso di soggiorno e quindi anche perde il permesso di lavorare? Nessuno. Quindi noi teniamo queste persone dentro questi centri d'accoglienza, che peraltro ci costano, quando se facessimo un'operazione intelligente, cioè a quelli che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di integrarsi, appunto come dici tu hanno anche imparato l'italiano, sanno fare un mestiere, potrebbero tranquillamente lavorare nei campi, ma forse anche nel settore dell'accoglienza turistica, gli si dà un permesso di soggiorno per 2 anni, legato a un contratto di lavoro e fanno un percorso alla fine del quale gli dai un permesso di soggiorno stabile. Se invece tu lo tieni perennemente in questa situazione di incertezza, è chiaro che questi vivono là dentro, ovviamente un pochino anche si annoiano, non sanno cosa fare, e le uniche occasioni di lavoro che possono cogliere sono occasioni di lavoro in nero. E quindi alimentano il mercato del lavoro nero, concorrenza sleale, eccetera, eccetera.
È una strategia che se tu la racconti in giro è folle, è fallimentare. Ci mancano i lavoratori, ci mancano i giovani, abbiamo queste persone. È chiaro che non possiamo dire domani li regolarizziamo tutti, perché ovviamente cosa succederebbe? Il giorno dopo partirebbero 200.000 barconi dalla Libia, da quelli che noi paghiamo, per farli venire qui. È chiaro che non possiamo dire domani, però fare un percorso per le persone che se lo meritano, perché poi andando a lavorare regolarmente pagherebbero i contributi, pagherebbero le tasse, contribuirebbero ad affrontare quel nodo che abbiamo, che è lo squilibrio tra chi è in pensione e chi lavora, che mette a rischio il nostro sistema pensionistico. Noi abbiamo una strategia che è suicida da questo punto di vista, suicida. Noi dovremmo fare una politica per cui chi vuole venire qui a lavorare può avere dei percorsi regolari per immigrare nel nostro paese a lavorare, perché comunque i paesi che hanno un futuro sono quelli che hanno una crescita demografica, non quelli che hanno un calo. Sono d'accordo anch'io che sarebbe meglio che le nostre famiglie facessero più figli, ma andate a vedere, voglio dire, qual è il tasso di natalità delle nostre famiglie, andate a vedere quali sono le possibilità di avere un asilo nido, di avere quelle politiche che permettano di crescere un figlio. E comunque, anche se noi invertissimo questa politica domani, è chiaro che questo problema dal punto di vista, diciamo così, della manodopera lo risolveresti tra 20 anni. Adesso abbiamo queste persone che sono lì, sono rinchiuse a non fare niente, non hanno commesso nessun reato, e stiamo parlando di quelli che sono semplicemente senza i documenti legali per poter lavorare. Quindi è una strategia assolutamente folle. Invece l'altro esempio che facevi tu, e sono d'accordo con te, che l'idea potrebbe essere di unirli, che è quello dei detenuti nel minorile, ecco, anche lì sono assolutamente d'accordo. La miglior terapia per, diciamo così, la miglior strada per aiutare queste persone a tornare sulla retta via è quella di insegnargli un mestiere, perché se gli insegni un mestiere hai una possibilità. Questo vale per i detenuti adulti, tanto più per i detenuti del minorile. Noi abbiamo bisogno molto di questa cosa. Guardate che quello che manca è esattamente questo. Quando si parla delle famose baby gang di Treviso, a parte che si enfatizza un fenomeno che servizi telegiornali che i ragazzi girano armati a Treviso, insomma, vabbè, sciocchezze, ma al di là di quello, molte sono famiglie di seconda generazione dove i genitori lavorano tutto il giorno dalla mattina alla sera, e questi ragazzi, finita la scuola, se ci vanno, al pomeriggio sono a casa sempre da soli, escono e entrano in questo giro di piccole bande e il traffico di droga, eccetera, eccetera. Ma pensiamo se ci fossero centri di aggregazione come erano una volta, lo dico io da comunista, le parrocchie, se ci fossero luoghi dove possono andare a giocare a calcio, dove possono andare a fare la squadra di calcetto e avere un mister che li allena e gli dice guarda che domenica mattina andiamo a giocare a quella partita, quindi il sabato sera non puoi sballarti, sarebbe uno strumento eccezionale di aggregazione, no? Voglio dire, non è che possiamo sempre risolvere tutto con più pattuglie dei vigili urbani, della polizia municipale, che senz'altro serve. Dobbiamo dare anche un'alternativa a queste persone. Allora, segretario, quello che però è chiaro è che qualcuno non vuole fare questo. Non vuole farlo perché, come ripeto, c'è un qualcosa che non vi raccontano di sicuro alla fonte, che è sempre denaro, ricordate, è sempre un giro di denaro, che va bene continuare così, in maniera che l'opinione pubblica ha sempre più paura del diverso, perché il diverso è pericoloso, che deve arrangiarsi a fare anche i controlli, perché sta succedendo questo, e io lo trovo veramente scandaloso, anche perché lei l'ha ricordato bene, questi sono i numeri, da là non si scappa, questi sono i numeri che abbiamo e questi sono i numeri che dovremo far lavorare e aver bisogno. Ma non solo, io ho parlato anche con questa associazione La Prima Pietra, due persone anche molto attive nel volontariato e anche frequentano il carcere minorile, che mi hanno dato ragione e mi hanno detto sì, bisogna fare qualcosa, bisogna che uniamo le forze per cercare di sbloccare questo meccanismo. Chi è che può dire che stiamo sbagliando se noi diciamo questo ragazzo lo fai uscire il mattino, lo mandiamo a lavorare, pausa pranzo e al pomeriggio gli facciamo fare un po' di sport? Non è che sia una ricetta chissà che sì, certo. E non possiamo farla perché non abbiamo i mezzi. Non è vero. Perché noi abbiamo più di 300 associazioni di volontariato,
Abbiamo una protezione civile che non è che si deve fare solo quando esonda il fiume e vedi la protezione civile. Protezione civile lo dice la parola stessa. Perciò anche dei controlli li possiamo fare, senza scomodare le forze dell'ordine che i numeri non li hanno per fare quello che vogliamo noi, però c'è qualcuno che impedisce. E cosa ti mettono davanti allora, segretario? La burocrazia. Allora, siccome c'è questa burocrazia, tu ti devi fermare perché in attesa che si sblocchi il tutto, campa a cavallo che l'erba cresce, diceva mia nonna, ed è proprio così. Allora, segretario, voi siete un sindacato importantissimo, uno dei più forti, con dei numeri incredibili. Non è che magari unendo le forze e vedere se riusciamo a cercare di incanalare questo odio, questa rabbia, questa follia che vediamo, cioè i femminicidi, guardiamo chi li commettono, cioè è inutile che ce la giriamo tanto. Ecco, non sono di sicuro questi qua o pochissimi rispetto ai nostri bravi padri di famiglia, mariti, compagni. Allora cerchiamo di capire come fare per cercare di cambiare. Io leggevo ieri Treviso gioiosa ed amorosa. Perché questa frase? Perché eravamo così, eravamo accoglienti, eravamo belli, eravamo anche buoni e culturalmente non ce n'era per nessuno. Eravamo proprio il Veneto, la regione più bella, perché è vero, è nei libri di storia. Cosa è successo secondo lei? E come fare? Perché se continuiamo a dividere fascisti e comunisti, giorno della memoria, giorno del ricordo, quando io guardo la bilancia metto i morti e i morti sono morti. Certo. Non sono né comunisti né fascisti né del giorno del ricordo né del giorno della memoria, sono i morti che la mano dell'uomo, sempre per un business infernale, per quello, sono morti. Allora, vogliamo dare rispetto a queste persone che non devono essere morte invano, perché se siamo diventati così forti è merito anche di queste persone che hanno sacrificato la vita e non sanno neanche il perché. Prego, segretario. Ma allora, guarda, su questo c'è senz'altro la questione della burocrazia, che è una burocrazia assurda. Cioè, noi abbiamo un sistema burocratico nel nostro paese che veramente impedisce anche di fare le cose facili da fare. Questo che ho detto sui richiedenti asilo è un esempio classico, no? Noi trattiamo dei migranti economici come dei profughi che scappano dalla guerra, poi ci inventiamo anche i centri di accoglienza in Albania, le navi, spendiamo cifre spropositate per affrontare un tema in modo sbagliato. In altri paesi europei, voglio dire, ormai da tempo capiscono che l'immigrazione va regolamentata, non riesci ad impedirla, è tecnicamente impossibile impedirla, devi regolamentarla, devi fare sì che sia utile anche per il paese di accoglienza oltre che per il paese di partenza. E qui c'è un problema dell'Europa. L'Europa dovrebbe avere una unica legge sull'immigrazione valida per tutta l'Europa, sapere quali sono i fabbisogni che abbiamo noi, diciamo, lavorativi, e fare delle quote ogni anno in modo tale che una persona entra in Europa con i suoi documenti, con tutto in regola, si cerca un lavoro, se ha un lavoro ha un permesso di soggiorno, se ha il permesso di soggiorno diventa un cittadino. Questa è la regola normale. Guardate, Data Room della Gabanani sul Corriere fa vedere il tema dell'inverno demografico, no? E fa vedere l'Europa un disastro, tranne la Francia che ha politiche per la famiglia importanti. Perfino la Cina sta calando. Gli unici due paesi, due realtà grosse che crescono, diciamo così, dal punto di vista demografico sono l'Africa e gli Stati Uniti d'America. E sapete perché? E il Brasile. L'Africa perché fanno tanti figli e gli Stati Uniti d'America perché hanno una grandissima immigrazione. Adesso ce ne accorgiamo perché Trump fa il duro, ma in realtà chiunque sia stato in America vede che in America c'è un sacco di persone che vengono da altri paesi, un sacco di persone che lavorano peraltro, perché in America anche se sei un clandestino puoi lavorare anche regolarmente. E infatti adesso si accorgeranno che quando Trump li manda via tutti, voglio vedere chi raccoglie la frutta, chi va a lavorare nei Walmart, eccetera, eccetera. E i paesi che sono in crescita economica sono paesi, e l'India, sono in paesi che sono in sviluppo. Tutti gli altri paesi che sono in calo demografico inevitabilmente sono dei paesi dove avrai più vecchi e meno giovani e avrai un sistema sociale che diventa insostenibile. Quindi è una strategia dal punto di vista assolutamente sbagliata. Assieme a questa devo dire che la politica da tanti anni vive sulla paura, perché se io dico alla gente che è insicura,
che deve stare attenta a questo e a quell'altro e che deve chiudersi in casa e che arriva l'uomo forte che gli garantisce la sicurezza, questa politica qui prende i voti molto facilmente. Ma attenzione, quel politico che prende i voti raccontando che tu sei insicuro e che lui ti darà la sicurezza, l'unica cosa certa che farà è di non darti la sicurezza, perché se ti dà la sicurezza poi tu non lo voti più. E quindi paradossalmente questa politica, la politica di chi fa paura, è una politica che non vuole risolvere i problemi, che preferisce che ci siano i centri di accoglienza strapieni, che ci siano i clandestini, perché sui clandestini e centri di accoglienza strapieni tu ottieni voti facilmente. E quindi non avrà nessun interesse a renderti più sicuro. Questo guardate, lo penso da 30 anni, perché noi a Treviso siamo stati i primi da questo punto di vista, con ancora al tempo, vi ricordate, Gentilini, e la prima politica leghista che adesso è sdoganata a livello globale. Ecco, quella cosa lì, tu devi votare chi ti garantisce davvero la sicurezza e la tranquillità, non chi ne fa uno strumento della sua campagna elettorale. Io questo l'ho sempre pensato. Quindi la burocrazia e la paura insieme fanno sì che noi abbiamo delle strategie perdenti. Io vedo anche ieri la notizia che a Jesolo di nuovo dicono che non hanno persone per gli alberghi e sono disperati. Vi ricordate l'anno scorso? L'anno scorso dicevano che non c'erano i lavoratori a Jesolo perché c'era il reddito di cittadinanza. Bene, il reddito di cittadinanza non c'è più. Va bene? Quindi, e fatalità non è che improvvisamente sono arrivati un sacco di lavoratori a Jesolo. Perché? Perché il tema qual è? Se tu, voglio dire, albergatore jesolano, campi un anno con i 4 mesi di stagione, ma lavorano anche nel resto dell'anno, magari fanno altre cose, ci mancherebbe altro, però è chiaro che tu devi ottimizzare le risorse se sei uno stagionale. Però il lavoratore che viene lì a lavorare da te, ed è vero, perché ormai il lavoro in regola, c'è il lavoro nero, anche nell'economia del turismo a Jesolo non c'è più. Però è difficile che una persona di mestiere faccia lo stagionale, perché nel resto dell'anno cosa fa? E soprattutto, se io lavoro a Jesolo e faccio il cameriere, piuttosto che lavapiatti, piuttosto che qualsiasi altra cosa, dove vivo, dove dormo, quanto mi costa stare quei 4 mesi a Jesolo? Quindi se io sono un imprenditore, al di là di lamentarsi, che si lamentano, ma trova 10 appartamenti un po' come dentro facevano una cosa, vitto, alloggio, lo stipendio a parte. E guardate che la stessa identica cosa succede nelle fabbriche che io seguo, perché dicono non trovo operai, e devi cercarli magari o dall'est o anche dal sud, perché sono anche dal sud. Ma un carrellista che viene dalla Calabria e viene a lavorare nelle nostre fabbriche con uno stipendio, con un contratto magari di 6 mesi, di 1.300 euro, ma dove vive, dove dorme con i prezzi delle case che ci sono da noi? E quindi sono imprenditori intelligenti che cominciano a dire, sai che c'è, ristrutturo 10 appartamenti e glieli do io almeno per il periodo iniziale. Bisogna cominciare a ragionare in quel modo. Come facevano i grandi imprenditori industriali di una volta con la quinta elementare, che facevano la prima cosa le case a piani, ricordiamo uno tanto per ricordarne. Ma anche Porto Marghera senza andare lontano, cioè voglio dire, tu devi, non è che puoi lamentarti non trovo gli operai, fai conto te con uno stipendio d'operaio o da cameriere a Jesolo, come fai a stare 4 mesi a Jesolo a farti la stagione, diventa praticamente impossibile. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio nella pubblica amministrazione e poi lo commentiamo, andiamo a vedere, organici. Innamorarsi a San Valentino non di un partner ma di un lavoro, quello nella pubblica amministrazione, facendosi contagiare, per così dire, da chi quell'impiego già lo svolge. Si rivolge agli studenti delle superiori, in particolare a 150 ragazze e ragazzi di 7 classi dell'Istituto Palladio ed Enricati Luzzati, l'iniziativa messa in campo da Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e dalla provincia per cercare di contrastare il problema ormai cronico della carenza di personale negli enti locali. I dati al 2023 parlavano di 265 dipendenti mancanti nei soli comuni trevigiani. Giovedì dunque a Sant'Artemio un info day per sfatare l'idea di un posto di lavoro anonimo e senza opportunità di carriera e che anzi per i ragazzi di oggi può risultare più appetibile rispetto ai loro coetanei di qualche anno fa.
Mettono al primo posto, più che la retribuzione, la possibilità di conciliare il lavoro con le esigenze di vita, che sia la vacanza, che sia la famiglia, che sia il tempo libero, per cui credo che se queste sono le necessità possa il lavoro pubblico rispondere meglio a quello che loro desiderano. Insieme al servizio civile, dunque, l'iniziativa Innamorati o Innamorati, a seconda di come lo si legga, della pubblica amministrazione punta a suscitare l'interesse delle giovani leve e a sfatare con l'esperienza diretta dei luoghi comuni sull'impiego pubblico. Davvero un'opportunità per far conoscere anche prima e conoscere poi quella che sarà l'attività all'interno dei propri enti, portando anche qualche innovazione. Ambito inclusivo, quello pubblico, al punto da favorire, in uno specifico caso, una donna in stato di gravidanza che altrove sarebbe stata forse penalizzata rispetto a un altro soggetto con pari competenze. Un mondo di cui i ragazzi avranno un'infarinatura attraverso laboratori e testimonianze dirette di chi già ci lavora. Io racconterò a ragazze e ragazzi come il lavoro nella pubblica amministrazione può essere attrattivo anche per certi profili professionali che tendenzialmente non si attribuiscono alla PA. Penso per esempio alla grafica, ai social media manager, ma anche ai giornalisti, perché è importante investire nella comunicazione anche per quanto riguarda gli enti pubblici. Per cui sicuramente gli studenti possono valutare anche questo tipo di percorso per il proprio posizionamento professionale. Allora, segretario, mi spieghi. O vado a scuola o vado a imparare un lavoro. Tutte e due un po' difficili. Certo. Perché invece non puntare su quelli che aspettano di essere impiegati in qualche lavoro, visto che li abbiamo? Perché ricordate le telefonate che dicono ho mandato curricula dappertutto, nessuno mi risponde. Cioè si va a parare da un'altra parte senza vedere quello che veramente c'è in casa. Andiamo a vederlo. Allora, l'ufficio del lavoro dov'è? In regione, perché non si riesce più a capire dov'è l'ufficio per l'impiego. Diciamo che è presso la provincia di Treviso, ma è gestito dalla Regione Veneto. Perché abbiamo chiuso le province lasciandogli alcuni servizi all'interno, a parte a Treviso con il Sant'Artemio e la cattedrale che abbiamo costruito nel deserto. La provincia non esiste più come organo elettivo, adesso sentivo che il governo voleva riprendere anche quella e le deleghe, alcune sono andate alla regione, alcune sono andate ai comuni. Però ecco, una cosa che ci tengo a dire, questa è un'iniziativa di capire per convincere i giovani a partecipare ai concorsi pubblici. Allora, a parte che rispetto al passato adesso i veneti partecipano ai concorsi pubblici, una volta mi ricordo quando ero ragazzo io, diciamo così, se vincevi un concorso pubblico lo tenevi come seconda scelta, perché comunque il mercato, diciamo così, privato dell'occupazione era talmente florido che, insomma, adesso proprio perché i giovani in particolar modo chiedono anche una qualità della vita oltre che un lavoro e si orientano anche alla partecipazione ai concorsi pubblici, perché guardate che il tema che io vivo nelle aziende che seguo, io seguo soprattutto industrie private, il settore della carta e del cartone, loro fanno fatica a trovare lavoratori perché i giovani lavoratori dicono ok, sì, bene, qual è la proposta? La proposta è lavorare a turni, di notte e quant'altro, quindi un lavoro anche molto pesante, con una prospettiva di stare in quella fabbrica a fare quel lavoro per 45 anni, prima della pensione 50, perché andranno in pensione quando avranno 70 anni, con salari che ti bastano ad arrivare alla fine del mese, e molti cominciano a fare il ragionamento, ma se a me, voglio dire, la differenza tra arrivare fino al mese con 100 euro in più e 100 euro in meno, la notte sto a casa con la mia famiglia invece che andare in fabbrica, e tanti rifiutano quel tipo di lavoro. È vero, c'è una questione del ragionamento, del sacrificio, eccetera, eccetera, però bisogna pensare anche alle prospettive, no? I nostri genitori entravano in fabbrica presto, con uno stipendio i nostri genitori di una fabbrica mantenevano la famiglia con sacrifici, La famiglia si facevano una casa e mandavano anche i figli a studiare. Adesso una coppia di giovani operai che stia insieme fa fatica a farsi il mutuo per la casa se non lo aiutano i genitori. Sacrificio o non sacrifici. Quindi anche la prospettiva delle persone che è cambiata molto. Noi ce ne siamo accorti, guardate, quando è finito il Covid, durante il Covid c'era il divieto di licenziamento. Quando è finito il Covid hanno riaperto la possibilità di licenziare, ovviamente. Qualcuno, anche nel mio sindacato, diceva oh Dio, adesso licenzieranno tutti. Io lo dicevo già allora, è successo esattamente il contrario. Invece di essere licenziati, tanti si sono dimessi, tante persone si sono dimesse dal posto di lavoro appena è finito il Covid. Perché? E se tu gli andavi a domandare il perché, ti dicevano che a parità di salario
Uno preferisce essere più vicino a casa, avere dei turni più normali, avere dei colleghi di lavoro o dei superiori, diciamo così, migliori, e quindi avere la mensa, cioè la qualità, dopo il Covid, la qualità della vita ha acquisito molta importanza, mentre una volta per i veneti i SCEI pagavano tutto, per cui straordinaria manetta, tanti, magari anche in nero possibilmente, tanti SCEI, mettere da parte, tirare su casa, aiutare i figli, eccetera, eccetera. Adesso, ed è una scelta, guardate, tu puoi anche arrabbiarti, ma è così, i giovani, le giovani generazioni pensano alla qualità della loro vita e non pensano che il lavoro che vanno a fare sarà il lavoro di tutta la vita. Il pubblico impiego in più ha, voglio dire, la possibilità di garantirti forse anche un lavoro magari meno, diciamo così, impegnativo dal punto di vista degli orari e quant'altro, e anche con delle soddisfazioni, e i giovani si stanno orientando molto a partecipare anche a questi concorsi. Dovremo investire di più nel pubblico impiego di qualità, perché abbiamo bisogno di ammodernamenti, e i dati dell'altro giorno che dicono che nel PNRR siamo al 30% di progetti riusciti, e manca un anno e mezzo alla fine del PNRR. Se l'Europa non ci prolunga, noi rischiamo di buttare via una montagna di soldi. Pensate che nel pubblico impiego sono stati utilizzati il 7,3% delle risorse disponibili, pensate quanto si poteva fare. Ma ancora di più mi fa arrabbiare che nella sanità, da noi al nord abbiamo impiegato all'incirca il 70% delle risorse disponibili, quindi anche abbastanza bene. Al sud, dove serviva, il 30%. Vuol dire che stiamo buttando via un sacco di soldi che potranno essere utilizzati nella sanità. Però, segretario, è anche vero che una volta c'era l'apprendistato, dove tu iniziavi a fare dei percorsi per imparare un lavoro. Cosa è successo? Che l'apprendistato è stato sostituito con gli stage. Gratuiti spesso. Però questi ragazze, queste persone fanno 15 giorni da una parte, 15 giorni da un'altra, 15 giorni con uno stage, 15 giorni con un altro stage. Non le sembra che li stiamo sfiancando? Che se anche hanno voglia, qualcuno mi dice: ma cosa imparo io? Non imparo niente, perché sono di qua, sono di là, una goccia di qua, una goccia di là. Sì. Ma alla fine cosa mi ritrovo in mano? Allora, queste cose che voi dovete sapere, perché voi sentite stage. Una volta facevi l'apprendistato, cercavi di anche capire dove eri più indirizzato, diciamo, e finché non imparavi, il mestiere, certo. Avevi un percorso di mesi, certo. No di 15 giorni. O di 2 anni l'apprendistato. O di 2 anni. Sì. Perché si è arrivati a tanto e poi diciamo i giovani non hanno voglia di fare niente. Ma con queste prospettive, chi è che è motivato? Ma mi spiegate chi è motivato? Perché dovete anche perché io dico sempre che dobbiamo mettere loro nelle cattedre noi ad ascoltare? Perché loro ti dicono quello che succede. E questo è quello che succede. Pagato zero o pochissimo. Certo. E imparato niente o pochissimo. Cosa impari in 15 giorni? Ma cosa impari in 15 giorni, segretario? Guardate, l'apprendistato, che c'è ancora, voglio dire, è senz'altro il contratto preferito, perché, che sarebbe da privilegiare, voglio dire. Perché? Perché tu hai un contratto di 2 anni, anche 3, impari un mestiere, nel periodo di apprendistato, tra l'altro, al datore di lavoro costi molto meno perché i contributi previdenziali sono pagati, diciamo, dalla fiscalità generale. Tu impari un mestiere e alla fine del percorso di apprendistato acquisisci la qualifica, e quindi se hai fatto l'apprendista per diventare caldaista o manutentore, alla fine del percorso sei. E quindi anche col giovane fai una specie di patto, no? Tu per questi 2 anni prendi un pochino di meno di stipendio, però io ti insegno il mestiere, e alla fine tu sai che quella qualifica la prendi. E le aziende serie, se fanno apprendistato nei confronti di un ragazzo, fanno una scommessa anche loro, e quindi quando poi finisce l'apprendistato lo confermano e gli danno la qualifica, perché hanno tutto l'interesse da questo punto di vista. Guardate, se voi sentite nelle aziende, se uno sa fare il manutentore elettrico o meccanico o il manutentore di caldaia, se lo rubano un'azienda con l'altra. Invece adesso cosa abbiamo sviluppato un sacco, e uno dei referendum su cui si voterà a giugno proposti dalla CGIL è proprio contro questo: si sono liberalizzati i contratti a tempo determinato, oltre agli stage non pagati che sono una vergogna. E quindi molto spesso nelle aziende tu hai questi giovani che hanno contratti di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, oppure anche di interinali con le agenzie interinali,
che quindi nei confronti dell'azienda si sentono degli estranei. Cioè un ragazzo che sa, io ho un contratto di 6 mesi, tra 6 mesi mai scado e mi tocca andare a lavorare da un'altra parte. Che investimento fa lui, voglio dire, per imparare il mestiere, anche per sentirsi parte di quell'azienda, ma dico anche per rispettare le norme di sicurezza, perché ovviamente se io sono a un tempo determinato magari non rivendico i diritti, magari chiudo un occhio sulla questione della sicurezza perché spero che tra 6 mesi mi rinnovino ulteriormente. Questa cosa dei contratti a tempo determinato che è stata liberalizzata è una iattura e tra l'altro voglio dire anche contro gli interessi delle imprese, perché se un lavoratore a tempo determinato non investe su quel lavoro lì, se i datori di lavoro utilizzano l'interinale o un primo contratto a tempo determinato a mo' di selezione del personale, cioè vedo se questo è bravo, quello ci sta, quello ha un senso. Ma se io invece utilizzo in continuazione lavori a tempo determinato, ripetuti o anche part-time volontari, specie nei confronti delle donne, e quindi hai un salario da fame, è chiaro che queste persone alla fine, voglio dire, appena possono scappano e vanno da un'altra parte. Questo è il tema vero, insomma. E il governo, oltre ad aver tolto il reddito di cittadinanza, che per alcuni casi invece era molto utile, in più adesso sta riducendo anche le modalità con cui tu puoi ottenere la NASPI, che è la disoccupazione, perché hanno paura che qualcuno possa approfittarne, quindi hanno ridotto ulteriormente anche i criteri per ottenere la NASPI, e i giovani non si legano a un posto di lavoro e appena possono cambiano, e da questo punto di vista è una perdita anche per il sistema delle aziende. Andiamo a vedere Metalmeccanici e Berco. Dopo 8 mesi di scadenza del contratto, era giugno 2024, e dopo 7 incontri fatti a Roma con Federmeccanica, ci siamo ritrovati con Federmeccanica che ha preso dei titoli rispetto alla nostra piattaforma, ma ha dato completamente risposte, come dire, diverse. Parlano di distanza siderale con Federmeccanica. Dopo lo sciopero del 13 gennaio, quello di oggi, 10 febbraio, dei metalmeccanici raggiunge quote di adesione da record: 90% tra i lavoratori Berco ed Electrolux, 95% De Longhi, 90% gruppo Zoppas. Diverse le questioni al palo: l'aumento di 280 euro mensili, la riduzione dell'orario di lavoro, la sicurezza nei cantieri. Questa mattina i metalmeccanici della Marca sono scesi in piazza, hanno manifestato davanti alla sede di Confindustria Veneto Est. I minimi tabellari ti danno la garanzia di quello che sarà il futuro aumento. Quello che propongono loro è completamente l'inverso: in base all'inflazione ti darò l'aumento, se non c'è l'inflazione non ti do l'aumento. Il rischio è che se vai su questo percorso rischi di avere un contratto che ti dà zero anche. Questo è il punto fondamentale. Assemblee sempre più partecipate tra i lavoratori che prospettano già un prossimo sciopero di 8 ore a livello regionale. In piazza anche una delegazione della Berco. Qui i lavoratori chiedono chiarezza sul destino del sito occupazionale. Ci aspettiamo ovviamente uno sblocco da parte del Ministero il 13, cioè dopodomani, quando andremo convocati appunto dal Ministro. Purtroppo paghiamo un conto sociale che si scarica tutto sui lavoratori, soprattutto anche su una sede come la nostra, pur piccola. Chiedono maggiore equità e la volontà da parte dell'azienda di redistribuire la ricchezza prodotta nel tempo, un altro nodo. Gli utili vanno magari in compensi per manager strapagati e magari poi lasciano le persone in cassa integrazione, o dividendi. Noi pensiamo sia importante che i soldi siano nelle buste paga dei lavoratori, perché generano consumi interni. 1100 aziende, 40.000 lavoratori ad applicare il contratto industria metalmeccanica nella Marca. Numeri importanti. Domani a Roma parteciperanno in 50 per sostenere il passaggio alla Camera della legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Legge di iniziativa popolare sostenuta da 400.000 firme raccolte in tutto il territorio. Allora, segretario, come commentiamo? Pochi posti di lavoro, non ci sono operai, questi sono operai che perderanno sicuramente una parte di loro il posto di lavoro, perché finirà così, perché queste grandi multinazionali, perché sono quasi tutte multinazionali, non sono persone, per loro sono dei numeri da cambiare, da gestire, come quando si gioca a scacchi o a dama, sposti le pedine dove ti fa più comodo, però non tutti riescono. E allora cosa facciamo? E allora questi operai che sanno un lavoro dove li mettiamo, segretario? Ma guardi,
il servizio molto bello, ha parlato di 2 argomenti, quello della Berco, che è appunto una grossa multinazionale che rischia di chiudere stabilimenti qui da noi per una situazione di crisi che, voglio dire, è di fatto inesistente, e assieme, che sono le 2 cose collegate, la questione del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Noi viviamo in un paese strano dove quando in Parlamento si discute di fare un salario minimo per legge e quindi stabilire sotto una certa soglia non si può essere pagati, il governo ci risponde no, ma non si può fare per legge, che siano i sindacati a fare il loro mestiere e contrattino, quando c'è il nuovo contratto, l'aumento degli stipendi. Gli stipendi in Italia sono al palo, anche rispetto all'Europa, sono quelli che crescono meno, solo quest'anno sono un po' cresciuti rispetto all'inflazione, ma nel corso degli anni hanno perso il 15-20% del potere d'acquisto. Quando noi andiamo a sederci intorno a un tavolo con gli imprenditori chiedendo almeno l'adeguamento degli stipendi al potere reale degli stipendi, quindi dell'inflazione, quello che si è mangiato l'inflazione, ci dicono ma mica può essere il contratto che risolve tutti questi problemi. Cioè gli aumenti che vengono chiesti, come nel caso dei metalmeccanici, sono aumenti ovvi, e stiamo parlando del fatto che l'Italia ha gli stipendi tra i più bassi in Europa, e non è vero che perché altrove si lavora di più, perché in Germania in termini di ore si lavora molto meno che in Italia, voglio dire, in Italia si lavora anche tante ore, semmai c'è meno produttività, ma la produttività non dipende dal lavoratore, dipende dall'impresa, dagli investimenti dell'impresa, dalle strategie delle imprese. Quindi da un certo punto di vista noi abbiamo delle multinazionali che quando c'è da prendere delle aziende, quando c'è da prendere contributi, sostegni e quant'altro, sono sempre velocissimi. Poi appena c'è qualche crisi, che molto spesso è determinata da scelte sbagliate commerciali delle stesse imprese, chiudono baracca, burattini, trasferiscono la produzione all'estero dove costa meno. Con questo meccanismo noi abbiamo perso un sacco di aziende importanti nel nostro territorio, la delocalizzazione che c'è stata nel corso degli anni in Romania piuttosto che in Tunisia, eccetera, eccetera. Ma soprattutto noi viviamo anche la crisi della Germania, noi essendo subfornitori della Germania, la crisi della Germania la subiamo molto. Lì noi dovremo capire che ormai bisogna dare degli aiuti alle aziende che creano sana e buona occupazione qui, non le aziende che hanno un atteggiamento predatorio, cioè che quando c'è da prendere prendono, e quando poi, voglio dire, c'è da avere responsabilità sociale se ne vanno, mettono sulla strada le famiglie e se ne fregano. Tanti imprenditori che vengono decantati come grandi imprenditori, grandi manager, sono quelli che magari dopo creano dei disastri di lungo periodo nei nostri settori. Pensiamo al fatto che la Fiat, che noi l'abbiamo mantenuta come Stato per anni e anni col meccanismo della cassa integrazione a domanda praticamente, di fatto l'abbiamo persa, ormai è la Stellantis, è un'azienda sostanzialmente francese e americana, noi non contiamo più niente, infatti cosa chiudono? Chiudono gli stabilimenti qui, però guai a parlare male degli Agnelli, anzi viene messo nel consiglio di amministrazione del Meta e di Facebook il rampollo e il can degli Agnelli come se fossero dei grandi imprenditori. Purtroppo è un grande imprenditore quello che crea ricchezza nel proprio paese, che crea occupazione nel proprio paese, quello è un grande imprenditore. Quello che fa speculazione finanziaria a livello globale e i soldi se li tiene lui e fa fallire le sue aziende, io non lo chiamerei un grande imprenditore. Eppure noi abbiamo nella lista diversi imprenditori che prima hanno fallito e poi hanno riaperto di tutto e di più, vuol dire che qualcosa non quadra. Ma come vede lei la situazione della Premier di Giorgia Meloni, che si ritrova in casa? Prima abbiamo sentito Sgarbi, Sangiuliano, adesso la ministra Santanchè, abbiamo sentito anche ieri qualcuno ha chiesto alla Presidente Meloni se è ricattata, come mai non si va avanti. Come vede la situazione? Allora, sono casi diversi. Nel confronto di Sgarbi, lì c'era un furto, per cui insomma ecco, un sottosegretario che viene ritenuto responsabile di un furto di opere d'arte, insomma, mi pare che siamo oltre l'inimmaginabile. Nel caso di Sangiuliano, posso dire una cosa un po' patetica, ecco, diciamo che un uomo che ha perso la testa, ma lasciamo stare, perché poi sono anche questioni personali, di gossip, vi interessano poco. Ma guardate che la Santanchè è accusata, e io sono d'accordo che finché non è condannata è innocente fino a prova contraria, però l'accusa è un'accusa molto grave. L'accusa è di aver preso i soldi, di aver fatto una truffa aggravata all'INPS, di aver preso i soldi per la cassa integrazione mentre i lavoratori li faceva lavorare.
usare la cassa integrazione, voglio dire, no, a 0 ore, intanto far lavorare i lavoratori comunque pagati dallo Stato, perché stiamo parlando di questo, di un'azienda che poi tra l'altro è anche fallita, quindi anche è una truffa nei confronti di tutti i cittadini e una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori. Io non credo che possa esserci un ministro che è accusato di aver truffato l'INPS, che è il più grosso centro pagatore del nostro paese. Cioè, è una cosa, voi capite che qualsiasi cittadino dice allora vale tutto, ma allora io chi sono il più fesso che pago le tasse, faccio le cose regolari? Un ministro non dovrebbe essere nemmeno lontanamente sospettato di essersi comportato in modo men che corretto nei confronti dell'INPS. Ok? Quindi io posso riconoscere tutta, voglio dire, no, il fatto che finché non viene processata, finché non viene condannata, però un minimo di dignità, non può esserci un ministro che è accusato di un reato così grave come la truffa aggravata nei confronti dell'INPS. Pubblicità. Con Nicola Tani, segretario CGIL Veneto, che si occupa di tante cose, come avete sentito, è una persona molto preparata, che sa rispondere, sa spiegare, perché delle volte a casa non si riesce a capire, ma questi scioperi, telefono ma non sento chi è? Pronto? Pronto, sono Rinaldo. Rinaldo, scusa ma non sentivo niente, vai Rinaldo. Va bene, sì. Allora, ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Ciao. Buongiorno. Ai giovani, che avvenire che devono? Se non gli hai lavoro, i giovani, che se non ha lavoro, se i giovani non hanno lavoro, non ha un avvenire, perché li puoi mettere su famiglia. I stipendi se da 1.200 euro e la vita che è sua del 30%. Ma da cosa ne mi cerca? Di colpire i giovani che non hanno nessuna colpa. A 14 anni mi passava il libretto di lavoro, andai in ufficio collocamento e mi chiamava o ti andavi qui a domandare che te ne era lavoro. Ma ti vai a lavorare un stipendio, ti lavoravi 10 ore, 12 ore, però ti devi pagare. Quei soldi che ti tappavi, vedere fiori che te la vanità, che sa comprare a casa, adesso lavorando in dove non mai. Ma le cose non mi cerca. I facci opero Salvini in ferma anche, perché dà 150.000 euro l'anno. È vergognoso. Mi hanno fatto sciopero 2 giorni, 3 mesi di sciopero, come si fa in Francia, e spaccare tutto, perché non c'è permesso che a casa lo rimane e bevi da tutto, e la povera gente che lavora non ha niente. Ma siamo da vergognarci. Ma dove viviamo? Dove sei che viviamo? Con quello che ha fatto i veci per salvare il Veneto. Cada che neanche sono veci della volta. Che abbiamo spaccato la vita per lavorare. E abbiamo costruito. E poi quindi è mentale. Il ha creato fabbriche, industrie, il ha fatto tutto. E non abbiamo la cultura che ha i fiori di adesso. I fiori di adesso bisogna lasciare di fare perché si è più buoni di noi altri a fare. Perché ha il cervello e in più ha la cultura, sa come fare anche. Ma se li fermiamo, a Jesolo, dico amici che alberghi a Jesolo, non va a lavorare, la famiglia è 100, non di più, chi che va a lavorare. Dopo che ne sia 700 da pagarsi per dormire, mangiare, e ora per cosa vai a lavorare? Per niente. E ora bisogna, non sai che manca gente, manca i soldi, se ti dai i soldi la gente viene a lavorare, perché se mi vado a lavorare con 20 anni, va bene, che vada a vivere da solo, con 1.200 euro non mi pago neanche a mangiare, e ora cosa vado a lavorare? È la politica che non vuole, e anche questo governo cosa aveva fatto? Che aveva promesso che avremo tutto, stiamo bene, e la sanità, tra 10 anni la sanità non vede più, bisogna che ti vada tutto a pagamento, e la strada che abbiamo già fatto, c'è quella. Io dico mica che ho 81 anni, so come va a finire Roma, ne ho visto tante, pensati, ma cosa in imbarca a noi altri, ne conta quello che vuole, ti ha capito? Manco scherpa e arma, una volta che era lì a casa, ti ho pagato lavorando, ti ho pagato, vabbè,
Allora, io ho fatto case per gli operai a riscatto per 20 anni, mi pagava 10.000 franchi al mese, dopo 20 anni a casa gli è rimasta sua. Vabbè, io ho fatto edilizia popolare, è logico, ma io avevo case a tutti, per esempio quelli, i sforati dall'Istria da Pora, io avevo case a tutti i calori, li abbiamo messo in piedi tutti. Adesso, con l'intelligenza artificiale, siamo buoni per tutto e non combiniamo niente. Ma come può essere? Grazie Milano, fammi andare avanti perché il centralino stamattina è aperto, che hai aperto tu e non l'avevo sentito, scusatemi perché non l'avevo sentito. Andiamo a vedere invece una cosa importante, CGIL caporalato nella Marca. Abbiamo avuto anche il riconoscimento per 8 di questi lavoratori del permesso di soggiorno e a seguito di questo riconoscimento oggi stiamo cercando per loro un posto di lavoro. 8 lavoratori che avevano portato alla luce un caso di caporalato tra le campagne della Marca, costretti a vivere in una casa fatiscente a Negrisia di Ponte di Piave, hanno deciso di proseguire l'iter per il permesso di soggiorno supportati dalla FLAI CGIL e da qualche settimana hanno ricevuto il documento. Ora, dopo aver trovato anche un'abitazione, questi cittadini si trovano ad affrontare un'altra situazione a dir poco paradossale. Oggi questi lavoratori che hanno un permesso di soggiorno che prima non avevano, oggi non trovano un posto di lavoro perché non ci sono aziende disposte ad assumerli. Da qui un appello. Io vorrei che arrivasse qualche telefonata di qualche datore di lavoro che dice io sono pronto ad assumere, mettetemi in contatto con. FLAI CGIL ha presentato al governo una proposta per una legge che intervenga a proposito dei permessi di soggiorno, un incentivo, spiega Casanova, per portare a galla casi di caporalato, altrimenti difficilmente i lavoratori denunceranno per timore di perdere il lavoro. Per noi risulta evidente e fondamentale in questa fase un provvedimento di natura legislativa che consente in via automatica a chi denuncia fenomeni di questo tipo di avere il riconoscimento del permesso di soggiorno, perché questi lavoratori che hanno denunciato hanno avuto il permesso di soggiorno solo grazie al fatto che la FLAI CGIL si è fortemente interessata al loro caso. Intanto sta per vedere la luce il progetto di un camper che possa portare il sindacato direttamente tra i lavoratori per contrastare ulteriormente il caporalato in agricoltura. Abbiamo quasi ultimato la trattativa per l'acquisto del mezzo, poi dovremo sistemarlo in maniera tale che sia praticabile e funzionale all'uso che intendiamo farne. Ecco. Certo. Ma diciamo che siamo a buon punto. Quindi nel giro presumibilmente di un mesetto, con l'inizio della primavera, secondo me riusciamo, come dire, ad essere per strada, a fare il cosiddetto sindacato di strada che vogliamo praticare realmente. Allora, segretario, come commentiamo questo importante servizio? Qualcosa si sta muovendo perché era sotto agli occhi di tutti quello che succedeva. Inutile che diciamo che non si vedeva e come. Prego. Beh, la FLAI CGIL è molto un sindacato di strada, nel senso che letteralmente, infatti adesso si stanno attrezzando col campo, letteralmente vanno nei campi per intervenire e per, diciamo così, liberare le persone che sono vittime di tratta di fatto, cioè persone a cui sequestrano i documenti, clandestini totali, e vengono fatti lavorare per poche centinaia di euro nei nostri campi. E io ripeto sempre che quei pseudo imprenditori che fanno così sono quelli che fanno la concorrenza sleale agli imprenditori invece regolari che pagano i dipendenti. Quindi è importantissimo fare questa cosa, è importantissima la cosa che diceva Casanova prima, e quindi che c'è già la legge, diciamo così, che fa sì che se una persona denuncia gli sfruttatori può ottenere il permesso di soggiorno, perché altrimenti questi sono vittime, sono schiavi completamente pakistani, del Bangladesh, indiani, sono schiavi di sfruttatori della loro stessa nazionalità. Scusa, tra l'altro, che li parentesi, affittano. allora sanno lavorare la terra? Ma certo che sanno lavorare la terra, senz'altro, anche perché sono lavori molto pesanti, per cui è difficile trovare anche italiani che fanno quel lavoro. La terra ha un difetto, mi dice mia nonna, che è per terra, cioè voglio dire che bisogna piegarsi, o pensiamo anche alla raccolta del nostro amato prosecco che ormai c'è dappertutto, e sono lavori dove se tu vai a vedere, insomma, c'è poco da fare, insomma, hai una forte presenza di manodopera irregolare, e questa è una battaglia che noi facciamo da sempre
per tutelare queste persone, per lottare contro lo sfruttamento e per far sì appunto che queste imprese che utilizzano quei sistemi non facciano concorrenza sleale agli altri, ecco, da questo punto di vista. Volevo dire anche, perché dobbiamo correre, perché ormai siamo anche in chiusura. Io ho avuto degli agricoltori proprio ospiti che adesso faranno uno sciopero perché dicono che non ce la fanno più. Loro quando io contestavo dicevo ma perché non facciamo lavorare queste persone come abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione, loro mi hanno detto no, ma bisogna anche professionalità, che siano competitivi, che sappiano lavorare. Ma ho detto scusate, io nei campi non vedo che abbiano questi grandi strumenti che devono imparare. C'è qualcosa che non torna. Io capisco che abbiamo anche questi mega trattori, questi mega macchinari, ma nei campi io vedo persone, come dice il segretario, chinate che raccolgono le verdure o seminano o tagliano, ma io vedo questi, cioè c'è qualcosa che non torna, come ha detto, e vedremo anche. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Mirella, lei è il suo ospite. Niente, io per quanto riguarda sento sempre che manca manodopera. La manodopera tu per averla dovessi anche aumentare i stipendi. Purtroppo la gente durante la pandemia, no purtroppo, per fortuna, si sono svegliate, hanno capito il valore della libertà, il valore di stare un po' anche in famiglia, perché noi non dobbiamo lavorare H24, dobbiamo avere anche il nostro tempo per la nostra famiglia, se no dopo le nostre mogli o i nostri mariti ci mandano a quel paese. Quindi la famiglia vale anche quanto il lavoro. Allora, se una prende uno stipendio di 1.200-1.300 euro, oggi come oggi con la vita cara che è diventata, ma come fa ad andare avanti? Io ho visto molta gente che conosco che lavorava negli hotel o che lavorava nei ristoranti che hanno cambiato totalmente il lavoro, sono andati a lavorare nei supermercati dove tu fai orario unico e dove hai uno stipendio più alto. Quindi la gente è inutile, prima c'era la scusa che c'era il reddito di cittadinanza e non trovavano operai, ora il reddito di cittadinanza che non c'è più, non si trova uguale il lavoro ai lavoratori, allora ci sarà un motivo, saranno i stipendi troppo bassi, la gente non vuole essere più sfruttata per 1.200-1.300 euro al mese. Tu un lavoratore oggi come oggi, quello minimo, gli devi dare 1.700-1.800 euro con l'economia che i prezzi sono andati alle Grazie stelle. Sebastiano, devo chiudere perché scusate ma il centralino ho sentito tardi, andiamo a vedere invece un'altra importante occupazione, Progest, un'altra grande, un colosso che diciamo che abbiamo qui noi nel territorio e non solo. Prego. Sindaco Cendron, c'è preoccupazione da parte della comunità di Silea per la situazione della Progest? Sì, Progest a Silea ha circa 70 dipendenti e quindi la preoccupazione è verso i lavoratori e le loro famiglie. Preoccupazione per il futuro dei lavoratori ma anche per l'area Chiari e Forti, proprio nel momento in cui dopo anni di delusioni e incertezze si sta sbloccando il piano di recupero per uno dei siti storici dell'industria trevigiana. Il momento di crisi di uno dei marchi della carta italiana inevitabilmente potrebbe incidere in maniera profonda sul pacchetto di importanti investimenti previsti per l'ex Mulino Toso e quel porticciolo vero gioiello nautico del Sile. Soprattutto dopo che la Progest non ha potuto rimborsare 450 milioni di obbligazioni e ha messo in atto un progetto di composizione negoziata della crisi. Una situazione che nella Marca non coinvolge solo l'impianto di Silea. E nella provincia di Treviso ci sono anche gli stabilimenti di Zero Branco e di Strana per un totale di circa 150 dipendenti. Ad accentuare la preoccupazione anche il dossier dell'agenzia Bloomberg e l'utilizzo di un prestito del fondo di investimento internazionale Carlyle. Per questo oltre all'apprensione del territorio c'è quella del sindacato. Noi siamo molto preoccupati perché se si rivelassero vere le indiscrezioni della rivista internazionale Bloomberg potrebbe voler dire un'accelerazione di una situazione già difficile, già di crisi, e noi siamo molto preoccupati perché stiamo parlando di un'azienda che ha 1000 dipendenti a livello nazionale, di cui la metà circa qui da noi in Veneto, un'azienda molto importante, un'azienda che tra l'altro attualmente produce ed è sana, ma che è soffocata da un debito evidentemente insostenibile. Per il sindacato la soluzione deve essere concordata tra azienda, istituzioni e territori. Noi ci auguriamo che si faccia tempo di intervenire per tempo, abbiamo già attivato la Regione e anche il Ministero a Roma perché è urgente un tavolo di crisi, perché dobbiamo salvaguardare sia i posti di lavoro che la capacità produttiva.
Allora, abbiamo sentito Nicola Talmi, il segretario, sentiamo come commenta, ecco, avendo sentito quello che ha detto. Do una buona notizia rispetto all'intervista che è di qualche giorno fa. Adesso dovrebbe arrivare la comunicazione, la convocazione al Ministero, perché appunto ci sarà un incontro al Ministero a Roma sul tema. Noi abbiamo bisogno di separare, diciamo così, il problema dell'indebitamento del gruppo con il settore produttivo, con le aziende che, ripeto, sono ancora adesso produttive, stanno producendo e fanno anche utili. E quindi il tema è superare questo sovraindebitamento che è molto grave, molto grosso, e salvaguardare l'occupazione, tenendo conto che il settore, che è il settore che seguo io, è un settore che funziona, che lavora, e quindi a noi interessa poco se il titolare è la famiglia Zago o è la famiglia Burgo, dico così, di un'altra azienda. Ma l'importante è che non si perdano i posti di lavoro, anche perché è un'azienda importante che ha fatto un pezzo di storia. Calcolate che nel settore della carta è il più grosso player nazionale italiano e quindi sarebbe un peccato perderlo. Quindi ci auguriamo che adesso, con l'incontro che avremo anche al Ministero e con l'interessamento della Regione, si possa mettere in sicurezza l'apparato produttivo e i posti di lavoro. 450 milioni di obbligazioni sono cifre da capogiro che noi sentiamo, che non ci spieghiamo. Cosa vuol dire avere 450 milioni di obbligazioni, segretario? Hanno smesso anche di pagare le rate di questa obbligazione, l'obbligazione con la Carlyle, quindi una grossa finanziaria internazionale. È veramente, da questo punto di vista, veramente preoccupante. Sappiamo che uno di noi, se non paga la rata del mutuo, la banca non è che aspetta tanto a mangiarti la casa, ecco, diciamo. Qui forse siamo nel settore del, come si dice in America, too big to fail, cioè troppo grande per fallire. Quindi probabilmente anche queste finanziarie sono in grado di aspettare, perché altrimenti, se saltasse il banco, sarebbe pericoloso per tutti, e noi ci auguriamo che aspetti e che si trovi una soluzione valida per tutti, perché effettivamente è un livello di indebitamento che è superiore probabilmente al valore dell'impresa. Avete capito perché ho detto che il banco salta sempre per i deboli, i fragili? Questa è la verità, non c'è niente per gli altri. Le banche se le prendono solo con la povera gente. Esatto, il banco non salta per queste grandi finanziarie, perché questa è la verità. Andiamo via, Giusy! Buongiorno a voi. Buongiorno. Mirella, mica faccio sempre la stessa domanda a chi che può darmi una spiegazione ancora. Dottora Talmi, sto bonus che adesso magari penso che noi lo dà più del reddito di cittadinanza. Sì, non c'è più. Però un qualcosa a darlo all'imprenditore che assuma questi ragazzi per insegnare il lavoro senza tirar fuori i soldi di tasca propria. Per 5-6 mesi avevo detto anche a un imprenditore e lui ha detto: lo stipendierei, però basterebbe che mi levassero le tasse. Solo questo. Perché noi siamo andati anche noi a lavorare. Eravamo 4 anni di apprendistato, ci davano quello che potevano darci, però senza tirar fuori, cioè senza pagare le tasse, insomma, gli basterebbe questo pur di dargli lo stipendio. E allora, ma questi giovani imparerebbero 5-6 mesi il lavoro senza tanto che lui tiri fuori i soldi, ha capito? Almeno quello delle tasse che mi leverebbero. Grazie Giusy, però prima di rispondere a Giusy, grazie Giusy, devo correre, sono in ritardissimo, abbiamo a vedere questo video con partecipazione lavoratori, gestione aziendale, risponderemo anche a Giusy. Troppo presto per immaginare la presenza di lavoratori all'interno del CDA di un'azienda, ma i tempi sono maturi per iniziare a parlare di una loro partecipazione finanziaria ed organizzativa all'impresa. È partita dalla Marca e dal Veneto la chiamata Nuovi modelli d'impresa, con l'impulso della Fondazione Capitale e Lavoro guidata da Giuseppe Milan, già direttore di Confindustria Veneto Est. Affidato ad un parterre di esperti tra imprese portatrici di buone pratiche e politici di lungo corso, il dibattito su opportunità e criticità questa
stamattina ad Oderzo, davanti ad una nutrita platea di imprenditori, portatori di interesse e rappresentanti di categorie. La cultura collaborativa c'è, si tratta di organizzarla adesso. L'importante è che ci sia una disciplina fiscale di favore per queste componenti della remunerazione del lavoro che potrebbero essere collegate a risultati dell'impresa, al possesso anche di titoli legati all'impresa. Anche se le difficoltà non saranno piccole, forse è arrivato proprio il momento di, anche partendo da esperienze dal basso, affermare qualcosa che va nel senso opposto a quello che sembra prevalere oggi, quindi verso una maggiore unità di intenti, una maggiore condivisione, una maggiore attenzione anche alle esigenze degli altri e non soltanto al bisogno di guadagno. Il dibattito, quello sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle imprese, ha assunto una nuova centralità con la proposta di legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. L'obiettivo: disciplinare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa dei lavoratori nelle aziende italiane. Un processo che in Veneto sembra maturo e che potrebbe aiutare a scongiurare l'esodo dei tanti giovani imprenditori dall'Italia. I numeri anche qui delle Camere di Commercio, dell'Istat, dicono che la generazione di nuove imprese è in una fase un momentino di stanca e di calo. Questo è chiaro che è un modo di far passare cultura imprenditoriale nel lavoro che poi può diventare rigenerazione di nuova impresa. Oggi abbiamo la necessità di rendere attrattiva l'Italia, di rendere attrattive le imprese e di rendere attrattivo il lavoro industriale. Se non ricostruiamo una nuova cultura attorno a questi obiettivi sarà difficile far trasmettere alle nuove generazioni che è utile restare. Allora sentiamo Nicola Talmi come commenta sia il servizio che le parole di Giusi, prego. Ma allora, prima rispondo a Giusi. C'è già questa cosa, l'apprendistato c'è già adesso e nell'apprendistato i lavoratori e i datori di lavoro pagano molte meno tasse. E c'è stato e c'è, voglio dire, forme di decontribuzione per le nuove assunzioni, però allora bisognerebbe fare un patto, perché se io ti do questo aiuto perché tu insegni il mestiere al lavoratore, non è che dopo, quando finisce l'aiuto, tu lo licenzi, perché in Italia è successo questo e quindi andrebbe calibrata bene. L'apprendistato c'è ed è lo strumento senz'altro per farlo. Invece rispetto a questa proposta, che a me lascia un po' perplesso, nel senso che è il modello tedesco, no? Per cui, diciamo così, i lavoratori sono rappresentati dentro il consiglio di amministrazione dell'azienda. Sì, se hai un vero potere però, voglio dire, di determinare un po' le cose, se invece è una mera rappresentanza per contare poco o nulla, non ha senso. E peraltro dico che nelle imprese nostre molto piccole mi sembra un progetto un po' difficile. Io comunque segnalo che se il lavoratore percepisce che il suo datore di lavoro, il mio modo di partecipare, diciamo così, all'impresa, è che quando le cose vanno bene devono andare bene anche per il lavoratore. Allora il lavoratore, magari quando le cose vanno un po' meno bene, danno una mano a risolvere i problemi. Ma se io vedo che quando c'è la crisi io sono il primo che paga e quando ci sono gli utili stratosferici l'azienda non redistribuisce un po' di questa ricchezza in premi di risultato e quant'altro, il lavoratore dice: sai che c'è, io non mi sento parte dell'impresa se quando ci sono problemi è colpa mia e quando ci sono gli utili sono tuoi. Per cui direi agli imprenditori veneti e italiani che se tu magari redistribuisci un po' della ricchezza che viene prodotta quando le cose vanno bene, vedrai che i lavoratori si sentiranno parte dell'impresa, altrimenti è un po' difficile, insomma. Quello che però notiamo anche in questi servizi è che c'è sempre un pubblico diversamente giovane, come lo chiama Mirella, visto che le proposte sono rivolte anche ai giovani imprenditori e ai giovani lavoratori, e questo mi preoccupa molto. Bisognerebbe cominciare ad ascoltare i giovani. Bisognerebbe ascoltare i giovani, questo è quello che penso io, segretario. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno al segretario e agli altri ospiti. Allora, segretario, io praticamente, Mirella lo sa, ero in un contesto di disoccupazione per lungo tempo, ok? Ho 57 anni e me ne mancano 10 per andare in pensione. Apro una parentesi, ci arriverò, chiusa la parentesi. Speriamo di sì. Allora, il mio lavoro sarebbe magazziniere, segretario. Ecco, però il primo lavoro che io durante la disoccupazione
durante la disoccupazione che avevo, non potevo aspettare il lavoro magazziniere vita eterna. Ho preso il primo che mi è venuto su. Ok? Ecco, io attualmente svolgo da 4 anni, sono nell'impresa di pulizie, ecco, in una ditta. Mi trovo bene, diciamo, e quindi ho accettato quello che mi è venuto su. I giovani, tornando al discorso, dovrebbero fare così. Loro vogliono fare quel tipo di mestiere. Non puoi aspettare vita eterna, quello che vuoi fare tu. Devi prendere il primo che viene, che sia falegname, che sia quello. Cioè, inizi la tua carriera partendo da una base. Ok? Grazie Questo Maurizio, devo chiudere, se no non ce la faccio. Bene, buona giornata a siete tutti, arrivati grazie. tardi, ma è colpa mia perché non avevo aperto il centralino. Prego. Sì, è vero. Se io sono un giovane non scolarizzato, che non ha studiato, non specializzato, accetto qualsiasi lavoro, ma è già così. Diversamente, se io magari ho studiato 8 anni per diventare, che so, perito elettrotecnico, informatico o quant'altro, certo che se ho bisogno di dar mangiare a mio figlio vado a fare anche il magazziniere o l'impresa di pulizia, che è un lavoro dignitosissimo, però magari spero di trovare il lavoro che mi piacerebbe fare. La differenza, vedi, è che tu appunto hai una prospettiva che tra 10 anni, speriamo anche un po' prima, tu possa andare in pensione. Un giovane che dice io vado a fare un lavoro qualunque per i prossimi 50 anni per poi prendere anche una pensione da fame, magari dice vado all'estero, perché magari anche per lo stesso mestiere che troverai qui trovo uno stipendio migliore, prospettive e aspettative migliori. Il tema è quello: se noi facciamo mancare la speranza sul futuro e sulla propria realizzazione ai giovani, è chiaro che perdiamo un patrimonio immenso. Io sono anche dell'idea, segretario Atalmi, che non è vero che questi giovani non fanno i lavori, basta andare nei ristoranti, nei bar, basta vedere anche nei centri estivi quando si aprirà sia in montagna che al mare chi c'è all'interno, perciò smettiamola di dire che i giovani non hanno voglia di fare niente, sono giovani che studiano, che hanno bisogno di lavorare e lavorano. Che poi ci sia uno sfruttamento generale, questo è anche vero, uno ha anche il diritto di dire no, non ci sto perché il mio contratto prevederebbe un'altra cosa, però sono là e li vediamo. Grazie al segretario Nicola Atalmi della CGIL di essere stato con noi. Pubblicità. La produzione veneta, la produzione anche padovana di grossa eccellenza, il Made in Italy di grossa eccellenza, soprattutto per i paesi americani. Noi abbiamo il vino, abbiamo il formaggio, abbiamo l'asiago, il montasio e quindi prodotti di grande qualità. Attendiamo e valutiamo insieme con l'Europa ovviamente le contromisure che eventualmente si devono adottare. I dazi sono comunque un elemento di negatività sia per quanto riguarda l'America e sia per quanto riguarda l'Europa. Oggi c'è la necessità di un libero scambio e soprattutto di valorizzare i nostri prodotti. Spaventano i dazi annunciati dal presidente USA Donald Trump. Per il comparto agricolo padovano le esportazioni nel 2024 hanno sfiorato il valore complessivo di €1 miliardo, registrando l'aumento del 7% rispetto all'anno prima. C'è una forte preoccupazione da parte soprattutto dei nostri produttori di vino e anche altri produttori su questo. I dazi possono essere un elemento di negatività del settore dell'agricoltura. Oggi vi è necessità sempre di più però di valorizzare i nostri prodotti. Noi non temiamo il libero scambio, il libero mercato, perché i nostri prodotti sono prodotti di qualità e questo vuol dire che soprattutto anche la popolazione, i cittadini extra UE vanno alla ricerca di prodotti italiani perché è marchio di grande qualità e sobrietà del nostro prodotto e questa è una garanzia di tutto. Il Made in Italy è un elemento determinante per i nostri produttori, è un elemento determinante anche per la vendita e la sicurezza alimentare. L'associazione di categoria degli agricoltori avvisa: l'Europa deve restare unita e presente nel discutere con l'America, mentre il governo italiano deve porre al centro la valorizzazione dei prodotti nazionali. Dobbiamo far sì che i nostri prodotti siano anche valorizzati nella maniera corretta e dobbiamo, nel momento in cui si fa il libero scambio con altri paesi europei e extraeuropei, dobbiamo far sì che questi abbiano le stesse regole di produzione per quanto riguarda i nostri prodotti italiani. I nostri prodotti sono super controllati.
sono super controllati. Ne parleremo questa mattina con Adriano Perissinotto, agricoltore. Grazie Perissinotto di essere qui. Saluto anche Filippo Lazzarin, sindaco di Alzagrande, Padova. Buongiorno sindaco, come sta? Bene, grazie Mirella, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito, è un piacere ogni tanto tornare a trovarti, seppur in collegamento, è sempre un piacere. Grazie, grazie. Allora partirei proprio da Adriano Perissinotto. Abbiamo sentito tante parole, Made in Italy, sono delle eccellenze del nostro mercato, però la situazione è completamente diversa dal dire e fare, c'è di mezzo il mare. Annate terribili come il 2024, siccità, acqua, di tutto e di più. Abbiamo avuto il gennaio più caldo di tutto l'anno. Cosa sta succedendo? Giustamente si parlava con Adriano Perissinotto, i sindacati fanno il loro lavoro, ma la realtà nostra è diversa. Noi vorremmo che qualcuno agisse per venire incontro ai nostri problemi, che sono enormi, che abbiamo. Tanto lavoro, tanta fatica, guadagno quasi zero. Prego. Il Made in Italy bisogna produrlo prima di tutto. Se non lo produciamo, che Made in Italy? L'anno scorso abbiamo visto che per produrre grano, per produrre la barbabietola, che non abbiamo prodotto barbabietola, per produrre il mais, per produrre la soia. Ogni giorno ci vengono accorciate le molecole per i trattamenti, i pesticidi, i diserbanti. Noi ci troviamo a seminare il 2025 e non sappiamo come proteggere dalla cercospora le barbabietole. Cos'è? Spieghiamo anche a casa che non sanno cos'è. La cercospora è una malattia che colpisce l'apparato fogliare della barbabietola e bisogna difenderla con dei trattamenti programmati ogni 10-15 giorni, ma se noi facciamo prodotti talmente blandi che servono a poco o a niente, facciamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè produzioni irrisorie con una polarizzazione che faceva pena e con una redditività che non abbiamo nemmeno pagato le spese. Quindi cosa facciamo? E la salute, uno dice ma io devo mangiare sano, se tu fai questi trattamenti che sono proibiti io cosa mangio? E non facciamo nemmeno prodotto, cosa facciamo? Noi nella nostra filiera facciamo anche dello zucchero biologico, ma se non ne facciamo di quello normale, di quello biologico ne facciamo ancora meno. Ma esiste sta parola biologico? Perché se qua non faccio il biologico e qua faccio il biologico, quello che non fa il biologico da questa parte mi arriva nel mio che faccio il biologico, sì. O sbaglio? No, ma ci sono delle aree dove chi fa biologico è protetto, fa solo biologico, non c'è. Noi facciamo lotta integrata che non è biologico ma non è nemmeno coltivazione tradizionale. Abbiamo delle regole, abbiamo un disciplinare, abbiamo un quaderno di campagna da seguire, però è difficile combattere contro le avversità atmosferiche. Quando tu hai l'acqua su per i campi, come abbiamo visto, con le colture vanno in stress, e cosa facciamo? Ma senta Perissinotto, secondo lei questa politica agricola, questi ministri, questa politica che si dice sempre molto vicina, ecco, a voi, poi abbiamo visto la scorsa settimana avevo degli agricoltori che protesteranno con i trattori perché dicono non ce la fanno più, sente oppure proprio non sente, non ascolta e non riuscite a vedere veramente la fine di questo buio, perché ultimamente siete stati molto colpiti. Noi vediamo anche dei prezzi perché non c'è prodotto, non c'è niente da fare, se quel poco che è venuto ha avuto una sofferenza anche di lavoro enorme e perciò lo trovi anche caro. Però cosa dovete fare? Prego. Per me la politica, il politico che segue l'agricoltura dovrebbe essere un agricoltore, primo. Secondo, se uno parla senza sapere i problemi, senza essere a conoscenza dei problemi del settore, per sentito dire o perché leggi i giornali, vediamo le politiche agricole, siamo rimasti senza latte, siamo rimasti senza zucchero, adesso non so con cosa rimarremo senza,
basta che il petrolio aumenti €1, qua scatta l'aumento delle sostanze azotate. La politica fa il suo corso, lei, però a noi non aiuta per niente, almeno solo burocrazia, solo tante carte da compilare tutti i giorni, registri, patentini, corsi di formazione, e dopo ci si trova come noi abbiamo un terreno che siamo assaliti dalle nutrie. Abbiamo provato l'anno scorso a fare domande, abbattimento, mettere le gabbie. È una burocrazia impressionante. Noi siamo arrivati ad oggi che le nutrie sono ancora là. Non sappiamo cosa fare. Adesso affronteremo con un'altra, non lo so, andiamo in fondo di queste cose, ma non troviamo sbocco. Nessuno. Allora, sentiamo come commenta Filippo Lazzarini, sindaco di Azzargrande, provincia di Padova, le parole di questo agricoltore. Ecco, questa politica che non ascolta, a chi ci rivolgiamo? I ministri, se non sono competenti, non riescono a capire veramente i problemi e anche cercare di risolverli. A parte che i ministri anche hanno uno staff, non è che siano da solo, noi paghiamo una montagna di gente, io non lo so, noi paghiamo una montagna di gente, dopo l'agricoltore dice non siamo ascoltati, non riusciamo ad andare avanti in queste condizioni. Sindaco, cosa ci racconta? Concordo in parte ovviamente quello che dice Peresinotto, nel senso che seppur non il mio settore, perché mi occupo di commercio, l'agricoltura in realtà dovremmo salire di un gradino e vederla un po' anche a livello europeo. Non è il mio settore, ma sono un po' informato perché sono sindaco di appunto un comune che si basa sull'agricoltura e l'Unione Europea attua una politica che è quella della PAC, la politica agricola comune, che garantisce o dovrebbe, uso il condizionale, garantire la sicurezza alimentare, incoraggia, sostiene l'agricoltura sostenibile, che è quella legata anche a tutto il mondo del green, insomma, che adesso va molto di moda, e dovrebbe, uso sempre il condizionale, sostenere le zone rurali, quindi anche gli agricoltori / imprenditori come il signor Peresinotto. Sono assolutamente d'accordo, perché stiamo parlando, adesso qui vado un po' a memoria, mi sembra di ricordare 0,35 centesimi ad abitante europeo investe l'Europa, insomma siamo in 450 milioni in tutta l'Europa di persone, di europei, e 0,30 centesimi, capiamo bene anche quando andiamo a fare la spesa, Mirella, e tu te ne intendi molto di questo, cosa vuol dire, cioè il nulla. Probabilmente servirebbe molto di più, sicuramente. Tornando un pochino al Made in Italy, abbiamo una forza incredibile, quella, anche qui sono d'accordo con Peresinotto quando dice bisogna produrla, non basta solo la copertina del libro, bisogna anche scriverlo, no? E quindi dobbiamo batterci tantissimo per questa qualità. Siamo primi in quasi tutti i settori dal punto di vista del commercio, siamo i migliori, insomma anche la manifattura, i migliori stilisti italiani, i migliori prodotti sono esportati al mondo. Prodotti agricoli, il nostro prosecco è graditissimo anche oltreoceano. Noi non dovremmo spaventarci dei dazi di Trump, assolutamente. Se qualcuno vuole il nostro prodotto lo paga al prezzo e alle condizioni che vogliamo noi, se no ce lo teniamo per noi e si arrangi, non mi viene da dire. Quindi assolutamente io non mi preoccuperei, anzi attuerei una politica patriottica, ecco, quindi difendere i nostri prodotti e portarli veramente in auge ancora di più, quindi promuoverli al massimo. Vede, Sindaco Lazzarini, lei fa parte, penso ancora, di un partito importante, della Lega, o sbaglio? Sì, confermo. Perfetto. Sì, non allora, la Lega aveva fatto col ministro Calderoli, ecco, il ministro della semplificazione, e pensavamo di toccare il cielo con un dito. Semplificazione per noi voleva dire tanto. Ci ritroviamo che la Lega è ancora al governo, un partito importante ancora adesso, con gli stessi problemi, anzi aumentati. La burocrazia è aumentata,
anche nel mondo del volontariato. Da quando è entrata la politica nel mondo del volontariato giriamo col commercialista e paghiamo per fare i volontariati. Lo trovo scandaloso, sindaco, nel vero senso della parola, scandaloso, quando veramente il mondo del volontariato e dell'associazionismo anche nella pandemia ha messo in piedi il paese, perché siamo stati noi, e poi ci ritroviamo con questa medaglia di pagare. Allora, tutti noi paghiamo, chi lavora paga, chi fa volontariato paga, chi fa politica non paga. Anzi, vuole fare la predica, non tutti ma molti. Voi che avete speso più di quello che prendevate, voi che andavate in vacanza, voi che vi prendevate 2 televisioni, 2 lavatrici, 3 macchine, a casa tutti, neppure un gelato. Allora io guardo e vedo che la politica invece si ingrossa, hanno dei stipendi, cosa li chiamiamo? Non so neanche io come chiamarli, talmente cifre molto alte che paghiamo noi col lavoro. Allora cosa succede, sindaco? Che in Italia chi lavora seriamente, fa fatica, sudore, non prende niente. Chi invece parla, sa parlare anche molto bene magari, o grida anche forte, ha risonanza, riesce a entrare in quel meccanismo che gli fa prendere voti. No, perché siamo così per il Sinotto. Chi grida di più prende più forte. Comincia a gridare anche Conte. Ha visto, sindaco, che anche Conte dei 5 Stelle comincia a gridare. Forse hanno capito che in Italia siamo così. Però alla fine i conti non tornano. Allora, hanno tagliato reversibilità ai vedovi, ma loro se la sono tenuta intera, noi gli altri dimezzata. Abbiamo tagliato dei parlamentari, ma sono sempre tanti. Hanno tagliato e hanno colpito, sindaco, quel mondo produttivo che era fatto dal piccolo industriale, l'artigiano, l'operaio, e adesso stanno colpendo anche l'agricoltore, cioè la gente che lavora, la gente che creava, la gente che spendeva e faceva girare l'economia, perché no? Non sono state le multinazionali che hanno fatto diventare grande il nostro paese, specialmente il ricco nord-est. Il ricco nord-est era diventato grande proprio per la moltitudine di piccole attività, artigiani, piccoli industriali, lavoratori, che si sono rimboccati le maniche e hanno creato dal nulla un grande territorio. Ha zerato tutto. No, ma sono d'accordo, Mirella, dal nulla per l'ingegno adesso è stato creato molto, sono arrivate anche diverse multinazionali che hanno contaminato, mi viene da dire, usiamo questo termine un po' forte, anche il mercato, inquinandolo e portando via i lavori a quei primi esploratori che hanno aperto un mercato interessante, nostri veneti. Quindi sono d'accordo. Poi rispetto alla politica e alla burocrazia, da sindaco non ti nascondo che ci sono difficoltà tutti i giorni, però tante volte non è solo la politica, Mirella, in realtà anche la parte tecnica e dipendente che, seppur volenteroso, magari deve destreggiarsi tra 1000 incombenze, segnalazioni, carte. Ovviamente sì, c'è complice anche la burocrazia. Sindaco, basta assumere persone, bisogna assumere anche però. Certo, bisogna anche dare al mondo dei diversamente agili la possibilità di lavorare, ma mi sembra che i numeri non tornano, perché le aziende e anche nelle pubbliche amministrazioni io non è che vedo tutto questo mondo di persone che anzi sanno anche lavorare anche molto bene, però solo la parola disabilità li mette all'angolo. Questa è la verità, i numeri sono numeri. Allora sentiamo Gianfranco Valeri, poi continuiamo. Vai Gianfranco. Pronto? Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno signor Sindaco e buongiorno all'agricoltore. Ecco, io mi rivolgo all'agricoltore, sono anziano, 75 anni, però vengo dall'agricoltura. Praticamente parlo circa 70 anni fa c'era l'agricoltura, perché le campagne erano tutte biodiversibili, c'era una montagna di piante, si faceva il mais, si faceva il vino, si faceva tutte le colture. L'acqua non mancava perché avevamo tanti pozzi
È subentrata l'America, gli americani, abbiamo importato dall'America la prima lavatrice, i fertilizzanti, immagini i fertilizzanti una volta erano il letame e tutto veniva tutto tranquillo. Adesso il signore dice che ma le malattie saranno sempre più presenti, perché se lei coltiva 10 ettari o 100 ettari di mais, vede che prende la malattia. I vigneti fanno la stessa fine, si stanno facendo la stessa fine. Poi una cosa, in 70 anni questo è cambiato. L'agricoltura ha inquinato tutti i canali, perché qui da noi avevamo canali che erano tutti produttivi, vivevano 3 famiglie sui canali, c'erano 3 pescatori, c'è via dei canali sono foglie a cielo aperto. Cioè, vede, abbiamo distrutto il territorio, in 70 anni lo abbiamo distrutto. E il sindaco diceva sì, il prosecco. Va bene, vedrà fra 10 anni con tutto questo prosecco cosa abbiamo. Una cosa non riesco a capire però, che praticamente è tutto made in Italy, però se un prodotto è made in Italy, io prendo 1.200 euro e il made in Italy costa tot e l'altro costa metà, anche l'italiano compra gli altri prodotti. E poi, secondo me, per carità, non voglio dire, quando vedo prodotto in Cile, mi viene quasi che è meglio del nostro, perché non credo che in Cile vanno per via milioni sui fertilizzanti. Poi una volta il fertilizzante da noi era il solfato, il verderame, che si chiamava verderame, e la calce e un po' di folgore, ma questi erano. E la zappa, e si produceva tutto. In 70 anni abbiamo stravolto tutto. Buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego, lo sentiamo per il Sinotto, come commenta la telefonata di Gianfranco Valeri. Lui mi parla di 70 anni fa però. Lui non sta vivendo come 70 anni fa. Penso a casa sua abbia il riscaldamento, abbia l'aria condizionata, corre in macchina. Non vive in una casa colonica in 40 persone con il bagno all'estremità del letamaio. Certo che le cose sono cambiate, questo è il progresso, abbiamo voluto il progresso, bisogna pagarne anche le conseguenze, ma no che gli agricoltori vanno via a inquinare i canali. I canali non sono inquinati dagli agricoltori, i canali sono inquinati dai scarichi, che non sono degli agricoltori, sono anche delle industrie, sono anche delle fognature. Basta vedere i PFAS. Perché noi, prima di fare un trattamento, consultiamo il tecnico, prima cosa, e dopo, prima di fare il trattamento, dobbiamo valutare se vale la pena fare il trattamento o se vale la pena perdere una parte di prodotto, perché a volte costa più il trattamento che quello che andiamo a perdere. Quindi non sono d'accordo con quel signore là. 70 anni fa era quello il modo di vivere, quello era il modo di praticare l'agricoltura. Adesso il letame dove andiamo a prendere? Se abbiamo chiuso le stalle con le quote latte, non possiamo avere il letame, dobbiamo accontentarci di quello. Però c'è anche un però che non riusciamo a capire dove si andrà a parare in futuro, perché se il clima continuerà ad essere quello che è, se voi non riuscirete a sopravvivere perché la politica non vi ascolterà, noi cosa faremo? Perché se voi non seminate e raccogliete, noi non mangiamo, questa è la verità. Solo che bisogna trovare un giusto equilibrio. E qua lo dovrebbe trovare la politica, perché giustamente il sindaco Lazzarin dice ma ci sono poi gli impiegati, il personale che non riesce a fare tutto il lavoro che dovrebbe fare. Ma chi è che lo impedisce? Impedisce al sindaco di assumere il personale, impedisce al lavoratore di essere assunto in maniera più semplice e anche più remunerativa, perché se gli operai riescono a prendere quello che vediamo con gli stipendi, cioè io capisco che si dice ma cosa si può fare? Si deve vivere tutti quanti dignitosamente, perché non è possibile lavorare in due, sindaco, io ho il banco solidale, lei lo sa, e non arrivare a fine mese. Perché come abbiamo sentito prima dal segretario della CGIL, le grandi finanziatori, quelli che girano l'economia, non si toccano. Però se tu non paghi una rata del mutuo, ti portano via la casa. Allora capisce il sindaco che c'è qualcosa che non va,
che questo lavoratore è stanco, è quello che tiene in piedi la baracca Italia, è l'operaio, è il lavoratore, sono questi piccoli imprenditori, sono questi, l'artigiano. Quanti ne hanno massacrato di artigiani, delinquenti, non pagano le tasse, si fanno le case. Capisce che qualcosa, i nodi poi vengono al pettine e i nodi si vedono. I nodi sono quelli che adesso la politica deve gestire, queste multinazionali che hanno preso tutta la polpa e hanno lasciato le carcasse. Chi è che ha permesso questo, sindaco? Chi è che permette che lei non riesca ad assumere? Ho già sentito un sindaco, 2 vigili, non so su quanti abitanti. Ma ci stanno prendendo in giro? Cioè, se anche lei riuscisse ad avere un vigile in più, ma non risolve il problema della sicurezza, se anche assume un dipendente in più non risolve il comune del comune, eppure la forza lavoro ce l'abbiamo ma non la vogliamo, non vogliamo vederla, perché non sono preparati, non hanno la professionalità. Ma di cosa stiamo parlando? Prego, sindaco. Perché, Mirella, ci vogliono portare alla globalizzazione anche dei comuni. Io ad Arzergrande ho 5.000 abitanti e ho un agente di polizia locale. Sono costretto a convenzionarmi con un comune limitrofo per riuscire a garantire il servizio di sicurezza ai miei concittadini. Poi per altri aspetti magari sono un po' più forte, perché ho investito sul sociale e ho 2 assistenti sociali e una assistente domiciliare, quindi da quel punto di vista lì ho fatto delle scelte, quindi magari aumentare, preferire di investire un pochino di più. Su quanti abitanti? Su 5.000. Ecco, quante persone hanno bisogno del sociale? Io almeno una media di 30-40 utenti, quindi un'incidenza importante e sempre più, ma dal punto di vista sia anche il pagamento molto semplice delle utenze, ha una spesa, e qui devo ringraziare anche la Croce Rossa che consegna i pacchi una volta al mese, e ospite ovviamente della sede municipale di Arzergrande. Chi ha bisogno di un sostegno, perché anche la denatalità incide molto, non abbiamo ancora parlato, però ha ragione Peresinotto, non stiamo vivendo come 70 anni fa nelle case coloniali. Adesso è una grazia se c'è 1 o 2 figli in una famiglia, anche questo vuol dire senza ombra di dubbio anche il fatto che c'è la denatalità, quindi la collaborazione nelle famiglie, ci si trova e si è costretti a lavorare in 2 per arrivare a fine mese. Tu hai detto bene, Mirella, per pagare il mutuo, quando da un lato c'è la fortuna di averlo il mutuo, perché tante giovani coppie non riescono a ottenere un mutuo perché c'è questa promiscuità dal punto di vista lavorativo, questa mancanza di sicurezza, le banche non concedono più mutui, si è costretti a buttare i soldi in un affitto, e quelli sono, a mio avviso, ma insomma è una mia considerazione personale, buttati, perché poi non ti rimane nulla. E la rata del mutuo e quella dell'affitto sono molto simili, perché stiamo sempre parlando comunque di mutuo o un affitto medio 500-600 euro, quindi capite bene che arrivare a fine mese e poi essere costretti a fare la spesa, e insomma nel mondo in cui lavoro lo so bene, i carrelli sono sempre meno pieni rispetto agli anni 80-90, quando andavo con la mia famiglia a fare la spesa. Mi ricordo che era l'evento della settimana riuscire ad andare a fare la spesa. Un carrello lo teneva mamma e un carrello mio papà, e io mi perdevo sull'angolo dei giochi, perché era questa insomma la trama del film settimanale. Adesso è una grazia se col carrellino di plastica, quello piccolino, contenuto, c'è la spesa del giorno. Ma scusi sindaco, ma di chi è la colpa? Qui dei costi, non è solo della politica, bisognerebbe fare un'analisi più approfondita dei guadagni probabilmente delle multinazionali, di questo consumismo, del fatto anche che insomma non dico che è un lusso avere il riscaldamento a casa, però tutto incide, c'è la bolletta del gas e quella dell'acqua, quella dell'energia, e niente appunto, come diceva Peresinotto, ci spostiamo con le auto, insomma sono costi, sommi 100 più 100 più 100, capisci bene che oltre i 600 di prima dell'affitto
altri 300 euro, siamo arrivati già a 900. Uno stipendio più o meno è andato solo per pagare i costi fissi, e rimane quello della moglie se uno ha la fortuna di avere una compagna o un compagno, perché diversamente come si può pensare di far fronte a sbarcare il lunario, come si suol dire. Quindi non è che invece di guardare sempre l'operaio, l'artigiano, l'agricoltore, il commerciante, non dobbiamo guardare i costi che paghiamo alla politica? Non è che dobbiamo arrivare a un tetto per tutti quanti, al massimo 5.000 euro come c'è dappertutto negli altri stati europei? Penso siamo l'unico paese che ha degli stipendi, si chiamano stipendi, ma sono stipendi che paghiamo noi poi alla fine. Di questa politica che ha tutto pagato, addirittura per spostarsi, loro dicono andare a lavorare, hanno tutto gratuito, scorte, non sai neanche chi sono, hanno la scorta, chissà perché, nessuno spiega. E qua abbiamo i cittadini che devono fare le ronde per difendersi da soli. Sì. Capisce che queste cose, sindaco, vengono al pettine, perché poi l'unico riferimento siete voi. Ditemi voi un sindaco con 2 vigili, con 2 assistenti sociali, anche con numeri non enormi, ma 5.000 sono sempre 5.000. Cioè voglio vedere come fanno a gestire, per fortuna che c'è la fusione, l'unione dei comuni, qualcuno non lo sente, ma se non si farà così i piccoli non ce la faranno di sicuro, visto come sta andando, che invece dobbiamo andare a capire, essere più trasparenti, sindaco, sui costi della politica. Sì, dove vanno tutti questi soldi che non sappiamo mai di tasse che paghiamo? Ma vai in Inter, no, tu vieni a spiegarlo, tu vieni a spiegare le tasse come vengono spese e soprattutto quando si spendono soldi pubblici su mega strutture che poi al popolo italiano proprio non interessano e sono soldi nostri, perché vede sindaco, il politico passa, però la disgrazia dell'infrastruttura che non ha funzionato, non è andata a buon termine, ce la paghiamo noi e continuiamo a pagarla noi. Questo è il grande problema e del politico non si ricorda più nessuno. Per il Sinotto non sarebbe tempo di rivedere un po' tutto il sistema politico in Italia? Sto facendo una campagna a mie spese e voglio colpire il personaggio politico o statale che è sul posto dove mi sta ostruendo, dove mi sta facendo male, dove la politica qua si vede che non funziona, perché come lei prima diceva, mi gridano in faccia, lei non sa chi sono io sono un ente pubblico. Queste cose io non prendo paura. Sono venuto a casa anche a mezzanotte da solo, quindi non ho paura di questi personaggi. Finché noi non andremo a colpire Mario Rossi o Antonio Bianchi, escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Questo lo vediamo tutti i giorni in politica. Se n'è mai andato nessuno? Io non lo vedo. Vede, per il Sinotto, ieri ho avuto un altro grande imprenditore, lo dico anche a Filippo Lazzarin, che è una persona per bene. Voleva fare un museo, vuole fare un museo, vuole un ampliamento anche di quel lavoro che lui fa, però vuole fare questo grande museo. Non riesce a venirne fuori. Cioè abbiamo degli imprenditori che vogliono fare e si mettono i paletti. Perché? Perché non fai parte del cerchio magico. Questa è la verità. Se tu fai parte del cerchio magico, riesci ad avere tanto di più di quello che non fa parte del cerchio magico. Io ho letto i contributi regionali che sono stati dati alle associazioni e avevo, sindaco, una mamma, una moglie di un uomo che si è malato purtroppo di Alzheimer a 35 anni, da sola che combatte, con una invalidità che non è riconosciuta perché non prende niente, perciò che mi spieghino cosa mi dai l'invalidità se non vedo un centesimo. Questi bambini che devono crescere, lei deve lavorare, il marito è una RSA, perciò avete sentito la retta che paga, e quando ha sentito che ho letto che una dama, non cito il nome, ma una dama, ha preso dalla regione come contributo 240.000 euro. Lei è sobbalzata dalla poltrona, ha detto: ma come? Io non riesco ad avere niente, io con tutto il rispetto che ho per le manifestazioni, ci mancherebbe, ma non le sembra che
questo 240.000 che ce l'ho sempre qua, sindaco, continua a ronzarmi per una dama che dura cosa? Non so, una settimana, neanche non penso. Capisce che non ci siamo rispetto alle esigenze che hanno le famiglie del territorio. Io capisco che la politica è cultura e tradizione, ci mancherebbe. A me sembra che sono 240.000 euro siano una cifra pazzesca che una signora sente che deve tirare su i figli e non riesce ad avere risposta perché non l'aiuta nessuno. Noi abbiamo dato, la grande famiglia di Sveglia Veneti ha dato un assegno a questa signora perché non ce la faceva. Ieri ho dovuto chiamare un vice sindaco perché c'era una persona nel suo comune che moriva di fame, neppure la spesa. Ho dovuto portare la spesa perché non aveva niente e segnalata ai servizi sociali. Cioè è vero che è anche piccolo e bello, ma non dappertutto c'è il sindaco come lei. Cioè io ho questi casi e poi sentiamo queste cifre. E sono cifre pubbliche perché ho letto le cifre pubblicamente. Non le sembra che è scandaloso rispetto alle esigenze che hanno le famiglie che non riescono più a sbarcare il lunario e sentire questi soldi dati così a pioggia senza sapere il perché, come mai così tanto a lui e niente a me? Che lo spieghi, non perché è sbagliato, ma spiegare. Prego, sindaco. Mirella, ma non fa una piega quello che dici, è vero? Sì, che i costi della politica non sono riferiti solo al politico, allo stipendio del politico, perché tutta la struttura, gli affitti, i palazzi, da Bolzano alla Sicilia. Sì, intendo dire che mi meraviglia di più che per assurdo tra tutti i conduttori che ci sono, il palinsesto, tutte le reti, persone battagliere disponibili come te si fa fatica a trovarle, quindi capisci che non solo, e ti ringrazio per i complimenti che mi fai del sindaco, insomma ce ne sono tanti anche come me di brave persone, bravi sindaci che ascoltano il proprio cittadino, però io vorrei che in ogni emittente ci fosse una rubrica, una persona come te disponibile a chiamare il vice sindaco. A me non ha mai chiamato nessuno se non te, insomma, per un paio di casi davvero dove ho avuto l'onore e il piacere di collaborare, io ringrazio, come i miei concittadini che mi segnalano qualcosa o mi criticano, io li ringrazio tutti, cioè a me quando ricevo critiche, se sono costruttive, mi aiutano a migliorare e a gestire un problema nel migliore dei modi, quindi capisci che nel sistema Italia, poi tu ovviamente lo riferisci più alla politica, però vorrei estenderlo proprio in macro area. Io mi alzo sempre qualche chilometro sopra la superficie terrestre e osservo, dico, in tutti i settori, sociale, sanitario, la differenza la fanno le persone. Lasciamo stare i colori, le appartenenze politiche, perché insomma quando si parla di crisi, di povertà, di salute e quindi sanità non dobbiamo guardare i colori. Di imprenditori come Peresinotto, quando dico imprenditori agricoli che si danno da fare e che al mattino sicuramente avrà i calli sulle mani, perché è uno che lavora, non viene solo in trasmissione a parlare. Questo tipo di persone hanno bisogno di fare rete, ecco che insomma è un motivo, cioè sarà il politico, il sindaco, la conduttrice più disposta al sociale, l'imprenditore agricolo disposto a venirne a parlare. Dobbiamo creare una rete di solidarietà, almeno da questo punto di vista, per aiutarci. Non dico una casta, perché la casta è chiusa, no, a maglie aperte e accogliere, insomma censire, non dobbiamo veramente pensare di elargire a tutti, però dare un ascolto. Quindi io ti dico, Mirella, se vorrai istituire una sorta di sportello, mi rendo anche disponibile, di tavolo di confronto, perché è qui il punto di partenza che fa veramente la differenza. Farà anche la differenza, però lei non ha idea quanti paletti incontro io perché ho il coraggio di dire la verità, perché come ha detto Peresinotto, molto chiaro, tu non sai chi sono io, come diceva Peresinotto, sì. Ma mi hai visto, ti rendi conto con chi stai parlando? Perché vedi, sindaco, però è così, non c'è niente da fare. Poi ci mancava solo che la politica fosse in mano una parte anche dei sindaci, purtroppo ai dirigenti, perché se il dirigente non firma, ciao sindaco, perché ci mancava anche questa legge qua,
e perciò anche voi non è che siete così liberi, dettate la linea politica, ma se il dirigente vi mette il paletto e dice io non firmo, il sindaco non va da nessuna parte. Chi ha voluto questo? Saremmo via stati noi altri per il Sinotto? Chi è che mette i paletti per il Sinotto? Cosa ha detto? Un politico, mi sbaglio, un ente pubblico sì. che non vuole che per il Sinotto, poi noi non sappiamo la verità, non vogliamo sapere, sono cose per il Sinotto, ma è quello che si incontra quando ha il coraggio di affrontare l'avversario. E io ho problemi, caro sindaco, li ho con gli avversari politici, sempre con i dirigenti che delle volte io mi domando ma chi lo ha messo questo qua, come dice per il Sinotto, cioè se uno fa una roba deve sapere essere competente per la cosa che fa, non trovarti con le spalle al muro e vedere che quello che hai di fronte non capisce un fico secco, ma ha trovato il posto perché funziona così. Sbaglio? Tutto legale, ci mancherebbe perché hanno fatto le cose legali, però quello bravo, quello che si impegna, quello non arriverà mai. No. Quello non arriverà mai, arriverà sempre quello che ha la fortuna di avere il nonno, il papà, il zio, l'amico, l'amica, perché funziona così, sindaco, e noi siamo stanchi di trovare incompetenza all'interno degli enti pubblici. Ma una signora mi ha chiamato e ha detto ma Mirella non salutano neppure, lo dica in televisione, non dicono neppure buongiorno, niente di niente. Ma cosa, una volta si entrava, si salutava? Uffici pubblici, sindaco. Una signora chiamata e mi ha detto di dirlo pubblicamente. Allora capisce bene che quello che lavora, che si fa un mazzo così, che inizia a telefonare, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, butta giù. Vado in quell'ufficio chiuso, ricevo solo in determinati giorni, a determinati orari, persa la mattina, torni a casa. Basta, sindaco, cioè lo dica ai suoi referenti politici a Roma che sono vecchi, che siamo stanchi, strastanchi, strastufi, ma si rende conto che il mondo del volontariato paga per fare il volontario? Chi ha fatto la politica? No, saremmo stati noi volontari che abbiamo la formazione, sindaco, ecco qua, la formazione. Ma vedremo chi deve fare formazione. Possibile che tutti dobbiamo fare formazione, ma se no fuori a borsa. Cosa fare formazione per dare la borsa? Se invece accompagno a casa una persona o l'ascolto, devo fare formazione. Minestrone unico, soldi a iosa che arriveranno anche con questo nuovo, perché adesso ci chiameremo in altre maniere, non so se il sindaco Gaidè, Ciaremi no. Continuiamo a mandare carte su carte, stesse carte 8 volte, perché così funziona il sistema. La burocrazia si tiene in piedi con i nostri soldi, questa è la verità. Prego, sindaco. Mirella, io insegno alle superiori comunicazione, la prima cosa che dico è che non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione, e da qualche settimana, guarda, mi hai anticipato, ho attivato un servizio di accoglienza in municipio. Io ti aspetto, Mirella, così facciamo anche una prova a sorpresa. Abbiamo questi volontari che all'ingresso all'ingresso del municipio accolgono il cittadino e lo indirizzano nei vari uffici. Ma io ho dato un input di accoglierlo sempre con un bel sorriso, con un benvenuti, che secondo me è una delle parole più belle, insomma, oltre al buongiorno è il benvenuti, cioè venuti bene, siete accolti. E trovo in collaborazione con la Proloco, che colgo l'occasione per ringraziare, e soprattutto ai volontari che al mattino accolgono in turni i miei concittadini e le persone, gli utenti dell'ente. Appena si arriva in municipio un bel benvenuti e cosa ha bisogno, in cosa posso aiutarla, e ovviamente si dà un po' un indirizzo. Questo l'ho imparato, diciamo, dall'ospedale, che ci sono i volontari dell'AVO. Siccome mi è piaciuto molto questo servizio, l'ho applicato al modello comune. Quindi da qualche settimana ti invierò anche l'articolo, se vorrai nelle tue trasmissioni parlarne, così diffondiamo anche questo bel servizio anche a altri colleghi primi cittadini. Mi farà molto piacere. Insomma, io non sono mai geloso
delle cose che penso. Sì, però vede sindaco, io non devo essere fortunata ad avere lei o qualche sindaco che la buona educazione deve essere obbligatoria, ma stiamo scherzando? Deve essere obbligatoria dappertutto la buona educazione. Il problema della scuola, io non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante e quella scuola, io devo essere fortunato ad avere quello che mi aspetta di diritto di imparare, di avere la possibilità di imparare. Questa è la verità, perché se andiamo a vedere allora io sì, tu no, io sì, tu no, lo so anch'io che ci sono dei buoni amministratori, delle brave regole che più di qualcuno segue, ma io devo parlare in generale, io non posso vedere l'anziana di 90 anni che mi arriva qua perché nessuno l'ascolta su un comune vicino che sembra che il sindaco abbia il mondo in mano e faccia tutto e poi arriva alle 9, anzi la facciamo vedere anche al sindaco perché la facciamo vedere, questa nonnina di 90 anni, sindaco, prima ha preso la bicicletta, poi la corriera, è arrivata qua alle 9 del mattino, stavo entrando in trasmissione per avere ascolto, sindaco, perché ha detto sono viva, eccola qua. Le mani naturalmente perché non ho voluto farla vedere, l'ho fatta accomodare, ha seguito la trasmissione, ha detto io sono viva Mirella, ho bisogno ancora di capire, di intrigarmi perché sono curiosa, i miei figli vengono di un quarto d'ora e se ne vanno, non dicono una parola, io sono viva, voglio ancora vivere, eccola qua sindaco. E allora cosa faccio? Cosa faccio? Devo dire a questa nonna torna indietro perché non ho tempo, ma come non ti ascoltano i servizi sociali, ha bussato dappertutto. Nessuno ha tempo per queste persone. Lei rappresenta una montagna di persone, glielo dica al suo partito, ai suoi parlamentari che vengono nel territorio che sono stati eletti qua. I voti sono partiti da qua, se sono arrivati là, anche da questa nonnina, sindaco, anche da questa nonnina che va ancora a votare, altro che non ascoltano, li devono ascoltare. Per il Sinotto. Io osservo e ascolto e rispetto tutti, però qua in Italia i problemi si risolvono con le chiacchiere, nessuno che si mette agire. Allora, quando un cittadino ha un problema, va su un ufficio inerente al problema, non che l'ufficio mi dia un altro problema che devo risolvere io in un altro modo. Giusto. Insomma, questa è la situazione, perché se io vado negli uffici, mia moglie deve andare a lavorare per i campi. Se va lei, io vado da solo o rimango a casa, ma loro non stanno risolvendo un bel nulla, un bel niente ai nostri problemi. Vada a casa, faccia questa PEC, invia queste email, faccia il corso di formazione, dove vado a fare il corso di formazione si iscriva a questo ente. Insomma, anche noi io sono arrivato a 65 anni, insomma, penso di essere un po' stanco. Io e mia moglie abbiamo fatto il giorno di ferie quando siamo andati a Jesolo a fare una terapia, o in tribunale perché l'altro pazzoide mi chiama in tribunale. Questi sono i nostri giorni di ferie. Noi non abbiamo mai programmato una settimana al mare o in montagna. E questi qua li sento a risolvere, io guardo tutte le vostre trasmissioni e quando il direttore fa quella dove invita i politici, io mi diverto quando si attaccano, si arrabbiano. Mio nonno diceva sempre, sono come i ladri di caffè, fanno baruffa di giorno e la notte vanno a rubare assieme. Insomma, non vedo le cose che cambino, insomma, che sia bianco. Risultati. Il risultato non lo vedo. Aprono uffici, ma non risolvono i nostri problemi. Tavoli, non ne parliamo. Per questo, stati generali, commissioni. E poi? Io vedo nel nostro piccolo, noi siamo un paesino piccolo, una frazioncina, cerchiamo chi ha difficoltà di aiutare, chi ha bisogno di soldi, noi non gli diamo, ma chi ha bisogno di prodotto agricolo, quello che possiamo dargli, un po' di verdura, un po' di frutta, ce li aiutiamo da vicino a casa. Dove devono andare a sbattere la testa? In parrocchia, perché il comune ha già pieno dei suoi problemi, ha le bollette da pagare, adesso hanno anche le rette
delle case di riposo da pagare. A proposito di rete, com'è la situazione, come la vede Sindaco? Prima guardiamo questo servizio che fa molto discutere, allarmi comuni, rete, case di riposo. Andiamo a sentire. Adesso dovrebbe partire il servizio. Non parte. A sto punto, a cascata, ci saranno una serie di ricorsi e quindi i bilanci comunali sicuramente non potranno assolutamente affrontare tutte queste richieste. La sindaca di Maser, Claudia Benedossa, annuncia che a Stretogiro verrà portato all'attenzione della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 il caso dell'anziana per la quale il Consiglio di Stato ha imposto al comune di pagare la differenza tra l'ISEE della pensionata e la retta della casa di riposo che la ospita, 8.500 euro l'anno. La norma prevede infatti come unico indicatore l'ISEE del singolo. La stessa accompagnatoria erogata dall'INPS non può essere utilizzata per pagare la retta. Il risultato è un precedente che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali. E quindi gli avvocati cominciano a credo anche a contattare le famiglie per dire potete avere la compartecipazione totale da parte del comune. Tra 10 giorni un incontro con l'avvocato Zoccarato, che è l'avvocato che ci segue, per valutare un eventuale ricorso in Cassazione, però temo che non ci siano tante chance. La legge non impone ai figli di prendersi carico delle rette delle RSA qualunque sia la loro capacità economica. Nel caso di un anziano formalmente nullatenente rischia di doverne rispondere il comune, vale a dire l'intera comunità. Bisogna stare attenti perché riferirsi solo ed esclusivamente all'ISEE magari può portare a delle situazioni un po' al limite. Nelle famiglie nostre, nelle famiglie trevisane e venete, c'è sempre stata quella rete che era di supporto nei confronti degli anziani, dei propri genitori piuttosto che dei propri nonni. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, chiede ai giudici di mettersi una mano sulla coscienza prima di pronunciare sentenze come quella di Maser e a chi stabilisce le regole di rimetterci mano al più presto. Da parte di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dallo Stato, ma assolutamente anche dalla Regione, che ha competenza e deve agire in materia. Solo così si eviterà una pericolosa deriva. La tentazione di preservare il patrimonio familiare a discapito della collettività rischia di prevalere, soprattutto se a suggerirlo sono figure di riferimento come gli amministratori di sostegno. Una piccola parte va a dire ai propri assistiti, ai familiari dei propri assistiti, che magari svuotino i conti in modo tale che tanto dopo c'è il comune che paga. Evitiamo che possano accadere queste cose. Sì, in camera arbitrale. Allora abbiamo sentito, sindaco, so che lei deve lasciarci, come commenta brevissimamente, come ci saluta? Guarda, no, ma questo mi interessa, nel senso che ho posticipato un attimo una riunione perché è un argomento molto interessante che colpisce anche Arzer Grande, è di attualità. Come dicevo prima, la denatalità porta gli anziani oggi ad avere meno figli, i pochi figli che si hanno purtroppo non si fanno carico dei genitori, perché sanno, ormai è risaputo, l'amministratore di sostegno suggerisce, dice no guardate, non concorrete alla somma perché tanto se non ha nulla la mamma o il papà, insomma, deve intervenire il comune. Purtroppo è proprio così. Cioè, è una situazione dove c'è comunque una rete familiare ovviamente solida, dove c'è anche un senso di responsabilità, la famiglia concorre, quindi con l'accompagnatoria, tutti i contributi che ci sono, senza ombra di dubbio. Invece dove c'è un approfittarsi dell'istituzione, purtroppo ci capita in diversi casi dove è interamente a carico dell'ente comunale o limitatamente, cioè la compartecipazione alla retta è limitata veramente a un minimo, e quindi sì, sono d'accordo con tutti gli amministratori, i colleghi, i sindaci intervenuti sul tema. Serve un ragionamento a livello regionale e centrale, perché non si può, perché se pensiamo che domani
dovessero esserci 3-4 casi solo ad Arzergrande e ci potrebbero stare di compartecipazione, andrebbe in tilt il sistema, cioè non avrei copertura a bilancio. Quindi come farei io ad Arzergrande? Sono preoccupato di questo, non possiamo creare un precedente, quindi allora vediamo se appello. supera l'esame questa mattina. Perché si chiama Arzergrande il suo paese? Perché mamma mia, da millenni Argine Grande, ecco, quindi l'Argine Grande ad Arzergrande, Medo Aquos, questo canale che portava al porto Eurone a Vallonga, un porto romano importante. Ti invito nuovamente a venire a visitare insieme a tutti gli ascoltatori ovviamente della tua trasmissione di Sveglia Veneti, perché abbiamo anche una sala museale con tanti reperti romani. È un bellissimo comune, piccolino della provincia di Padova, ma veramente è carino e molto bello, quindi vi aspetto a braccia aperte. Anche nella pubblicità, perché dovete pubblicizzare le cose che avete, si fa così, sindaco, noi siamo un'emittente privata, perciò ecco, sarebbe un piacere vedere queste cose che non conosciamo, perché non sappiamo neanche girare il nostro territorio, perché siamo in stato confusionale, per vedere queste meraviglie che magari abbiamo due passi. Attendo la vostra commerciale, la vostra bella commerciale, vi attendo. Ecco, appunto, grazie sindaco, complimenti sempre, si ricordi dei suoi politici veneti che devono imparare anche ad ascoltare e ad agire soprattutto. Buona giornata sindaco, per il Sinotto come ci saluta? Grazie. Quest'anno iniziamo un'annata, speriamo, normale. Stiamo facendo delle riunioni con le ditte sementiere per cercare delle varietà culturali che si adattino a questo cambiamento climatico, perché stiamo studiando se seminare prima, se seminare dopo, se seminare quando, ma è come... Io devo seminare i fagioli, quando li devo seminare per il banco solidale? Ma non saprei consigliarla, perché se vuoi fare fagioli dovrebbe aspettare la metà luglio per seminare? Sì, i fagioli sì. Ecco, ognuno mi dice una cosa, pensate che perché se vuole seminare fagioli per mangiarli freschi ha più tempo per raccoglierli. Se invece lei me li pianta qua adesso a marzo, dopo vengono tutti in 8 giorni e lei non riesce più a raccoglierli. Bisogna vedere anche quanti ne pianta. È un bel campo, grazie allora. Adriano per il Sinotto Agricoltori di essere stato con noi. Pubblicità. Vi presento due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Adolfo Favaretto, medico oncologo, di essere con noi. Grazie dottor Favaretto di essere qui. Saluto anche Maria Dolores Secco, scrittrice in difesa delle donne vittime di violenza. Grazie Maria Dolores, veramente grazie di aver accettato l'invito, perché non ne veniamo fuori. Anche ieri avete sentito tutti i giorni ormai un femminicidio, 2 femminicidi addirittura su un giorno. Allora inizierei proprio da te Maria Dolores, che messaggio vuoi dare questa mattina? Qui abbiamo un esperto che cerca invece di aiutare le donne a sopravvivere, a guarire, a vivere dignitosamente. Non ne veniamo fuori. Cosa sta succedendo? Compagni, mariti, cosa succede? Prego Maria Dolores. Intanto è un'educazione all'affettività, succede che non sappiamo dare un vero nome all'amore. Pensiamo che queste gelosie morbose, esistino questi raptus, che tutto questo sia sinonimo di amore, in realtà non è questo, quindi dobbiamo allontanarci quando vediamo che qualcuno diventa possessivo nei nostri confronti, anche solo verbalmente aggressivo, bisogna allontanarsi, perché sono segnali concreti che la cosa può degenerare. Quindi sì, uscire dalla favola del è geloso di me, mi controlla perché ci tiene, non è amore quello è possessione. Senti Maria Dolores, tu hai scritto anche questi libri, sei diventata scrittrice in difesa delle donne vittime di violenza. Ma cos'è la violenza? Perché è una violenza di genere. Noi abbiamo visto la giornata della memoria, la giornata del ricordo, ma poi alla fine parliamo sempre di vittime.
che qua non puoi dire colore, sono morti per niente. Queste donne, soprattutto anche in guerra, ne conosciamo pochissime, perché la figura maschile è sempre più evidente. Tanti nomi e cognomi maschili, pochi nomi e cognomi di donne che invece hanno combattuto e si sono rimboccate le maniche proprio per portare fuori il paese dal disastro. Poi dicono, Maria Dolores, voi in Italia non avete mai fatto una rivoluzione. No, l'hanno fatta le donne la rivoluzione, le famose mondine. Vi ricordate? Hanno cambiato il modo di vivere della donna che lavorava sui campi, che faceva fatica. Eppure loro sono riusciti a fare la rivoluzione. Se io ne parlo, ne avete sentito in questi anni qualcuno che si ricordi di questa rivoluzione fatta dalle donne? Perché si dimentica così facilmente questo ruolo femminile, Maria Dolores? Mi sembra, si dimentica anche che le donne, quando gli uomini erano in guerra, andarono a lavorare in fabbrica e mandarono avanti la famiglia. Si tende a dimenticare che la donna effettivamente ce la fa anche da sola, perché sembra che noi dobbiamo essere sotto l'uomo, che è l'uomo che ci aiuta, l'uomo che ci mantiene. In realtà noi ce la facciamo benissimo da sole. Quando abbiamo un compagno accanto è perché vogliamo condividere la vita con quel compagno, non essere mantenute da quell'uomo. Però questa narrazione forse fa un po' più comodo, della donna incapace di gestirsi da sola, incapace di riuscire a arrivare a campare, a arrangiarsi, a mantenere la propria famiglia da sola. Io quando ho scelto mio marito l'ho scelto perché amavo la sua compagnia, non perché ne avessi bisogno, che è una cosa un po' diversa. Si tende a un po' sottovalutare quella che è la capacità della donna oggigiorno, e lo vediamo anche dai dati Istat su quanto guadagna rispetto a un uomo. E poi appunto si taglia anche dalla storia le capacità e le gesta che le nostre donne hanno fatto. Grazie Maria Dolores. Quello invece che non dimentica questa figura è il mondo della sanità. Io ho avuto delle persone che stanno facendo delle terapie molto importanti, che hanno detto, dottor Favaretto, io ringrazio tutto il personale per la vicinanza, la cura, l'attenzione che ho ricevuto. Sono momenti difficili e veramente siamo circondate da affetto, ci coccolano. È bello sentire questo in televisione, perché anche questa prevenzione è una prevenzione contro la paura. Non devi aver paura, perché ti accompagna e sono messaggi molto importanti. Prego, dottor Favaretto. Allora, credo che abbia assolutamente ragione, perché diciamo la medicina è soprattutto femminile. Ormai c'è stato un cambio di paradigma ed è diventata sia nella parte diciamo medica che era più in mano agli uomini. Io ne sono un esempio in questo momento, ma diciamo la componente femminile anche in ambito medico sta prendendo veramente, sta superando il 50% delle quote, e in ambito infermieristico da sempre è stata una, diciamo così, la componente maggioritaria, ecco, e soprattutto ecco, quanto fanno le infermiere, gli OS, tutta la componente di reparto del comparto è una cosa molto, molto importante, che viene particolarmente apprezzata. Ecco, queste coccole, come le ha definite prima, sono diciamo, il fatto di avere un atteggiamento ecco, molto molto amichevole con le persone che arrivano da noi nei nostri degli hospital, obiettivamente spaventate, perché non sanno esattamente che cosa gli capiterà, ecco, la prima volta, ecco, sentirsi come se fossero quasi a casa, ecco, credo che invogli. Allora, la prevenzione
prevenzione che specialmente questa figura femminile ha capito l'importanza, hanno creato associazioni malate oncologiche che mai avresti immaginato e invece ce la stanno mettendo tutta per fare prevenzione, per aiutare questi medici, questi chirurghi, questi scienziati, ricercatori ad andare avanti. Io mi ricordo e la voglio citare, dottor Favaretto, la grande Petra, che lei conosceva, che è mancata da poco, che ha combattuto fino all'ultimo istante, e la parola che lei, proprio era un ritornello, diceva: bisogna andare avanti perché c'è speranza. La medicina è questa, è speranza, speranza di arrivare a centrare l'obiettivo, di colpire questi mali. Cosa dice, dottore? Era un grande messaggio che Petra De Gianet, saluto la famiglia, ha lasciato. Prego. Assolutamente un messaggio grandissimo, importante. Noi abbiamo sostenuto l'associazione, lei era la presidente di Acto, che diciamo è ricordiamolo, è un'associazione che riguarda le patologie ginecologiche, in particolare il tumore dell'ovaio, e lei si è spesa molto per questo, con iniziative veramente a 360 gradi proprio di coinvolgimento delle persone, coinvolgimento anche, diciamo così, della politica, della società civile. Ecco, è stato fatto un grandissimo lavoro da parte sua, ecco, e dispiace molto, ecco, che sia mancato. Dottor Favaretto, 2024 come si è chiuso? Ecco, che numeri avete? Cosa è successo nel 2024? Perché adesso si può fare un bilancio. Allora, il 2024, diciamo, i dati nazionali sui tumori sono per alcuni versi anche positivi, incoraggianti. Ecco, c'è una stabilizzazione nel numero nell'incidenza, cioè quanti nuovi casi abbiamo all'anno, cioè non sono in crescita, sono in una fase di plateau, e abbiamo un incremento delle persone che vivono con un tumore o dopo, diciamo così, la diagnosi di tumore. Alcuni sono guariti, altri convivono con la malattia, ma in Italia ci sono circa 3.700.000 persone che hanno avuto una diagnosi di tumore e sono vivi e stanno bene, o comunque convivono con questa malattia, ed è un numero considerevole. E poi bisogna dire anche che, diciamo, in alcune situazioni, ad esempio negli ultimi 15 anni la mortalità per tumore è calata in molte patologie, in particolare nel tumore del polmone c'è un calo circa del 40% nelle persone più giovani, il calo della mortalità, e nelle donne, e del 30% circa negli uomini. Questo è un dato molto un passo in avanti, legato, diciamo così, riteniamo, ecco, soprattutto alla riduzione dell'abitudine al fumo, che, diciamo, con la legge di cui hanno parlato anche qualche settimana fa, ecco, che era entrata in vigore da noi appunto nel 2005-2006, diciamo così, il divieto di fumo nei luoghi pubblici e anche diciamo, nelle aree pubbliche, ecco, e anche nelle aree pubbliche, perché, diciamo, anche di questo si sta parlando, ecco, di farlo all'esterno non solo all'interno degli edifici, ma anche edifici particolarmente, situazioni, diciamo, gli asili, le scuole, gli ospedali, ecco, andrebbe abolito anche al di fuori. Ecco. Dottor Favaretto, pensa anche che sia stato anche importante questa comunicazione anche a livello scolastico, questa prevenzione che si cerca di fare anche all'interno delle scuole, insegnare anche al ragazzo come comportarsi, forse non tanto, ma qualcosa è servito, forse dobbiamo puntare più là sulle scuole, allora, ecco, questa informazione, ad esempio c'è l'obesità che preoccupa i pediatri, questo mangiar male, ma è difficile con la frenesia del
mondo del quotidiano del lavoro che hanno le famiglie e i genitori. Prego. Ha colto perfettamente, Mirella, nel senso che la questione degli stili di vita è ancora molto molto importante, nonostante questi dati che io ho definito positivi, ecco, comunque c'è una quota importante ancora del 26-27% di fumatori, che diciamo, di ragazzi che abusano di alcol o che ne assumono in una quantità che è comunque che fa male alla salute, non è il bicchiere così sporadico, è il quotidiano, il bere quotidiano, e soprattutto in quantità, mangiare male tutti i giorni, l'obesità e diciamo, il sovrappeso e anche l'obesità, ecco, anche queste sono cose, e diciamo, una cosa che invece è aumentata è il fatto del poco movimento. Esatto. Claudio da Marano, poi continuiamo. Ciao Claudio. Pronto? Ho perso Claudio? Niente, vediamo se lo riprendiamo. Ecco, il poco movimento. Eppure lo sport è entrato anche in Costituzione nel 2024, dottor Favaretto, ma anche a scuola si fa fatica perché si inizia a farlo alla quinta elementare, anche poco a mio avviso. Non sarebbe il caso invece di accelerare un po' anche all'asilo, alle elementari, perché deve essere condizionata, essere fortunata ad avere la maestra, l'insegnante che è più propensa a una vita salutare, invece dobbiamo capire che il movimento fa bene al corpo. Prego. Assolutamente, anche perché l'obesità la si vede, ecco, anche nei bambini, ecco, o comunque il sovrappeso, ecco, adesso l'obesità magari è una definizione un po' troppo pesante, ecco, però comunque bambini e sovrappeso si vedono, e questo comunque non va bene. Ciccio bello non è poi così tanto bello, diciamo. Sì. Anche perché i danni poi si vedono nel tempo, non è che li vedi subito. Che poi è difficile far recedere, ecco, cioè tornare indietro da queste... Senta, dottor Favaretto, io ho avuto ospite diverse volte anche il grande professore Silvio Garattini, il quale lui ogni volta mi dice di continuare la battaglia nel dire che questi farmaci testati sugli uomini presi dalle donne dovrebbero fare più chiarezza, perché bisogna capire come funziona. Lei è d'accordo con il professor Garattini che bisognerebbe parlarne di più, capire l'effetto? Io ho parlato anche con degli esperti, qualcuno è rimasto un po' con le spalle al muro, perché quando citi il nome del professor Silvio Garattini non ce n'è per nessuno, perché si possono mettere in discussione le parole del professor Garattini. Eppure noi non sapevamo questo. Moltissime donne, qualcuna sì, non sapeva di questi farmaci. Lei cosa ne pensa? Io ho detto al professor Garattini, ma tutto sommato, professore, forse se arriviamo a superare gli uomini, perché passiamo il centenario molto più degli uomini, forse questi farmaci tutto sommato ci fanno anche bene perché li abbiamo superati. Però ecco, la trasparenza anche nell'informazione nel farmaco, specialmente in malattie anche importanti, perché la si vede i farmaci. No, questa è una questione molto importante, questo della medicina di genere, esatto. E il fatto che la stragrande maggioranza dei farmaci, diciamo non tanto adesso, ma i farmaci più vecchi di storia che comunque continuano ad essere utilizzati ampiamente, obiettivamente non sono stati testati sulle donne. E di conseguenza questo è un vulnus che non è una adesso, diciamo, per quello che riguarda gli studi più recenti, addirittura sì, c'è una stratificazione, ecco, diciamo, c'è una scelta, ecco, ben oculata delle persone, sia per età, sia per patologie anche che possono avere, sia per genere, per sesso, ecco, per cui diciamo adesso le cose vanno meglio, però diciamo dobbiamo ricordarci che abbiamo un carico di farmaci sui quali obiettivamente non è andata così. Avete sentito, ecco. Cosa ha detto il dottor Favaretto? Abbiamo Stefano da Mantova. Ciao Stefano. Ciao Mirella, sei sempre la più forte. Comunque ascoltami, io ho fatto 72 giorni di ospedale, mi hanno operato il cuore, un dottore, professore fantastico,
delle dottoresse e delle infermiere favolose, belle e brave. Non perché quelle brutte siano meno brave, vero? Però sono stato coccolato e ogni cosa mi venivano dietro. Nella riabilitazione ho fatto 20 giorni, io ho detto a mia moglie in questi giorni qua, io ho fatto 20 giorni fra i più belli della mia vita. Perché queste infermiere, a volte la mattina ero talmente giù di corda che mi mettevo a piangere. Guardi che ho 68 anni, io non ho mai pianto, però in certe cose, e qualcuna delle infermiere si metteva lì vicino e mi diceva: dai Stefano, forza che ce la facciamo. Ci sono a Mantova delle infermiere fantastiche. Guarda Stefano, devo chiudere perché devo andare avanti, ho pochissimo tempo, ti ringrazio di questa telefonata, delle parole, penso anche al personale medico infermieristico, queste telefonate fanno piacere, perché come ripeto le sentiamo e fa veramente piacere, perché c'è un'umanità quando entri nei reparti che va evidenziata, non c'è niente da fare, non possiamo dire che non è vero. Ringrazio Stefano per questo. Maria Dolores, cosa pensi? Questi uomini, questi che ringrazio, ma soprattutto hai sentito essere coccolati. Ecco, forse coccoliamo poco oppure non riusciamo a capire questa gentilezza, questa tenerezza nel rapporto che degenera, ma come una bella coppia, una brava coppia, andavano d'accordo. Ma chissà cosa succede dentro quelle quattro mura veramente, perché la famiglia del Mulino Bianco, insomma, anche no direi. Cosa dici Maria Dolores? Questi uomini che come Stefano ha detto stavo meglio quando stavo male in ospedale che a casa, le coccole, prego Maria Dolores. Abbiamo avuto un aumento delle vittime di violenza sotto il Covid, quando appunto c'era una convivenza di 24 ore su 24, per cui effettivamente dentro le mura di casa non sappiamo cosa succede. Poi c'è un po' anche un problema giornalistico, perché poi vediamo le notizie con la vittima che viene abbracciata dal carnefice e i titoli, per cui tendiamo un po' troppo a scusare, pensiamo che le urla e lo schiaffo non è poi così tanta violenza, per cui poi ci viene da dire che era la famiglia del Mulino Bianco, quando poi in realtà tutti noi abbiamo problemi, tutti noi abbiamo stress e quant'altro, però ripeto, c'è un conto è avere una discussione in maniera moderata e un confronto di idee, e poi un conto è degenerare. Infatti purtroppo quando c'è stata la convivenza, ripeto, sotto il Covid, le vittime di violenza sono aumentate paradossalmente perché non c'era un filtro, uno stacco, e quindi le cose degeneravano. Se volevo tornare un attimo sulla questione farmaci, se è possibile, io sono contenta di sentire che il medico ha parlato di un'evoluzione per quanto riguarda la medicina nel campo femminile, però mi sento di dire che ancora ad oggi una donna che soffre di endometriosi fa fatica a farsela diagnosticare. Quindi sì, ovvio, le cose sono migliorate, però devono migliorare ancora molto, perché tuttora se io vado in un reparto di ginecologia faccio fatica ad avere un'assistenza completa, ma paradossalmente anche rimanendo su un campo più semplice, le donne che hanno appena avuto un aborto vengono messe nelle stanze dove ci sono donne che hanno appena partorito, o anche come nel mio caso, che io soffro del fattore del quinto di Leiden, che è una mutazione genetica, non so per sé, per distrazione, e io sicuramente non ero stata preparata, non ho fatto una profilassi di eparina dopo e quindi ho avuto un'embolia polmonare. Per cui sì, bisogna migliorare ancora molto sotto quella che è la medicina nel campo femminile. Sì, però vedi Maria Dolores, bisogna iniziare a parlare come fai tu, come fanno queste persone, come questi grandi veramente pionieri, diciamo, della ricerca e della scienza, come è il professor Silvio Garattini, che ha coraggio di dire le cose come stanno. E lui mi ha detto: muovetevi donne, fatevi sentire, perché dovete capire cosa vi stanno facendo e perché prendete questi farmaci. Prego, dottor Favaretto, come commenta le parole della nostra Maria Dolores Secco?
Allora, sono d'accordo, ecco, che ci sia ancora un divario importante tra quello che sarebbe auspicabile e quello che riusciamo a fare adesso. Ecco, la questione, ecco, ad esempio della diagnosi dell'endometriosi è una cosa diversa da quella di cui parlavamo prima. Ecco, cioè, i farmaci non sono stati testati in passato perché il mondo era così, ecco, non si faceva. Ecco, adesso, presa coscienza, le cose stanno cambiando, ci metteranno del tempo, ecco, in questo ha ragione Garattini, come spesso già accelerare un pochino. Ecco, bisogna accelerare, ecco, in questo senso è un po' di inerzia, ecco, in questa, non che ci sia, ecco, della malevolenza, ecco, c'è qualcosa di, nel senso, però, ecco, bisogna cercare di spingere, di pungolare, ecco, perché questo però, ecco, è importante. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Mi permetto di aggiungere altre due cose importanti che sta dichiarando da tanto tempo il professor Garattini. A, che conosciamo solo il 10% degli effetti collaterali dei farmaci, e questo andrà avanti fin tanto che la ricerca non sarà più fatta per le tasche, cioè dalle ditte farmaceutiche, che venga resa pubblica. Quando avremo una ricerca pubblica, allora tutto questo non ci sarà. Mirella, volevo chiederti, hai preso anche tu, hai prenotato a Villa Andrea Crisanti il San Valentino a 2.400, modesta cifra, 2.450 euro a persona? Hai prenotato per San Valentino? Immagino. No, perché ero già impegnata. Porca miseria, ora siamo in do. Grazie infinite. Grazie. Sai, io penso però che la cultura, cioè quello che può permettersi certi lussi, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Però se la cultura riesce a far crescere anche le persone, magari anche con una visita inaspettata, non si sa mai, perché entrare nel bello dell'arte e nella cultura penso sia importante per tutti. Chi è più o meno fortunato, però il mondo dei ricchi, il mondo del super lusso è un mondo che fa girare molti soldi, purtroppo, Paola, e supera i bisogni invece che hanno i poveri, perché è un altro mondo completo. Maria Dolores Secco, allora il dottor Favaretto ha detto i numeri del 2024, come si è chiuso a livello, che lui se ne intende, sanitario. Invece che numeri ci dai tu? Come abbiamo chiuso questo anno terribile per la figura femminile, che è stato il 2024, il 2025 non è che si apre nei migliori dei modi, anzi. Prego Maria Dolores. I dati precisi non ho ancora avuto modo di leggerli, perché sai che ci vuole un po' perché escano i dati precisi Istat, ma mi sembra che eravamo sopra le 100 vittime di femminicidio, ed è agghiacciante, perché vi dico, ormai ne parliamo, i ragazzi vengono informati nelle scuole, si fanno tante giornate. Poi io paradossalmente, in quanto attivista, io vengo chiamata solo in concomitanza della giornata della violenza sulle donne, che dici ma come? A volte mi viene quasi da rifiutare, perché dico no, mi rifiuto di parlarne il 25 novembre. Vedi che invece vi chiamo sempre, io vi chiamo sempre comunque. E mi verrebbe da dire no, io il 25 novembre non lavoro, perché non lo ritengo corretto, per quanto sia importante la giornata del 25 novembre, però dovremmo parlare di violenza di genere, non solo di quelle delle donne, perché io mi rendo conto che non si lotta contro una discriminazione di genere facendone un'altra. E attenzione, io adesso non voglio dire che la violenza sulle donne non sia una cosa grave, anzi, perché i dati Istat dimostrano che uomini che ne muoiono per mani di donne sono veramente pochi, ok, per violenza di genere, però è giusto ricordare anche questi uomini, e aumentano anche loro, per cui vuol dire che anche le donne hanno bisogno di un'adeguazione all'affettività, per cui io mi sento di dire che è giusto parlare di violenza di genere, non solo di quella delle donne,
Però dico, ok, è una giornata importantissima, però dovremmo parlare, cioè dovrebbe esserci proprio una lezione, cioè un'ora di lezione a scuola alla settimana, almeno una o due, per tutto l'anno scolastico. Cioè è paradossale che si parli di violenza di genere solo al 25 novembre o l'8 marzo. Hai ragione Maria Dolores, hai ragione, bisogna parlarne spesso, bisogna parlarne di più, ma questo è dovuto perché abbiamo sempre diviso uomini e donne, bambini e bambine, anziani e anziane. Hai capito? Perché dividi e ti impera. Dottor Favaretto, come ci saluta e che messaggio vuole lasciare qui a Sveglia Veneti? Prego. Allora, il messaggio è quello di credere che si possa cambiare in meglio, ecco, è quello che noi cerchiamo di fare. Credere anche nella guarigione, vero dottor Favaretto? E diciamo, questo è legato anche all'uso oculato dei nuovi farmaci. Noi abbiamo delle belle soddisfazioni in diverse patologie, per cui diciamo, le persone che si accingono a entrare nei nostri spazi, ecco, che l'affrontino in maniera diciamo così, con maggiore speranza, perché diciamo, la situazione sta lentamente ma sta migliorando. Grazie veramente al dottor Adolfo Favaretto, medico oncologo, di essere stato con noi. Grazie a Maria Dolores Secco, scrittrice in difesa delle donne vittime di violenza, ma non solo, di violenza in generale, violenza di genere, perché è questo che dobbiamo veramente capire: violenza è violenza e non ha genere. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pollo in crema verde. Questo piatto delicato e profumato abbasserà notevolmente il suo contenuto calorico semplicemente eliminando la pelle del pollo e cuocendolo poi come indicato. Ingredienti per 4 persone. Un pollo tagliato a pezzi. Un cipollotto. 2 decilitri di latte. 2 rametti di menta. Erba cipollina. 2 spicchi di aglio. Una scorzetta di limone. Qualche foglia di salvia. Mezzo cucchiaio di farina, olio, sale e pepe. Tritate le verdure, cipollotti, menta, erba cipollina, aglio, salvia e la scorza di limone. Fate rosolare il pollo in una padella capace con 4 cucchiai di olio. Salate, pepate, cospargete di farina e cuocete a fuoco moderato per circa 40 minuti, aggiungendo poca acqua calda man mano che il fondo di cottura si asciuga. Mescolate il trito di verdura con il latte. Trascorso il tempo indicato, aggiungete al pollo il tritato e il latte, mescolando bene. Cuocete ancora 5 minuti circa, rigirando il pollo nella salsa. Servite ben caldo,
cospargendo con l'erba cipollina rimasta. E buon appetito!